tardes, señores. Estamos aquí all'altra domenica su Telepordenone. Così facciamo contento Fabrizio che ci guarda da casa. Ecco. Buon pomeriggio a tutti. Allora, buon pomeriggio Iniziamo a tutti. bene. Eccoci qua. Eccoci. Puntata pre-natalizia. Buon pomeriggio a tutti. Posso scegliere lui come conduttore invece Perfetto, che... tieni qua, io me ne vado. Grazie a tutti, è stato un divertimento. Oh, guardate che bello che è. Voglio ringraziare i nostri amici della plastica di San Vito Tagliamento, Fabio Pillon e la sua famiglia, che ci hanno dato tutte queste belle cosine qua per fare un po' più natalizio questo studio. Buon, adesso basta, grazie. Eccolo qua, e ci terrà compagnia tutta la puntata. Bene, anche questo pomeriggio seguiremo un sacco di partite, Eva. Certo, e soprattutto abbiamo degli ospiti eccezionali. Esatto, che io direi che manca una postazione centrale. Manca una postazione Ma centrale. perché lui arriva da lontano, da tanto Ma perché lui, lontano. davvero artista, si fa attendere, Sì, capito? arriva da tanto lontano quanto Babbo Natale, più o meno, che ci sarà, voglio ricordare. Ma infatti lui non è venuto con la macchina, no? Chi? Ma Ci non sono è, le non renne è che lo lui, attendono manca fuori. lui là, non lui là, lui là. Ma per me è lui Babbo Natale. Ma non è lui Babbo Natale, dai, allora cominciamo subito con la presentazione degli ospiti. Allora, Antonello Gherardi, Che non voce c'è, ufficiale. è come quello che manca. È quello benissimo. che manca, bene. Con la Un renna applauso perché si comincia subito alla grande, benissimo. Passiamo ad Alice Paci, Miss Blue Mare, Friuli Venezia Giulia 2014. Buon pomeriggio Alice, benvenuta. Chissà come mai immaginavo che ci fosse lei. Ecco. Diciamo che non passa inosservata. No, anche perché vicino a Omar Costantini, buon pomeriggio. Buon pomeriggio. Lei è molto bella, vicino a te risulta ancora più bella. Sì, perché- Non c'è dubbio su questo. L'Alice sta sempre vicino ai gatti, no? Come le gatti guardano le alici. No? Una Benissimo. famosa canzone, scusa. Dopo pochi minuti siamo già messi così bene. Bene, andiamo avanti con i nostri amici. Poi c'è Jess, cantante e musicista. Buon pomeriggio Jess, grazie di essere Buon venuta. pomeriggio, grazie. Anche perché loro sono insieme a, sentiamo anche Sì, abbiamo un'altra new entry, Fabio Lisi, musicista. il chitarrista, Caone e tutto quanto. Grazie. In tour promozionale, salutiamo anche Umberto La Bozzetta, loro stanno facendo un bellissimo tour promozionale, ne parliamo naturalmente nel corso della puntata. E poi E poi io passo ad Adamo, l'uomo che mi ha conquistato sin dalla prima volta che l'ho visto. E poi mi suoni una canzone, ecco, Allora, Sabino Dell'Aspro, ecco. cantante, musicista, performer poliedrico. Un Eh, applauso. Eva, sei meglio di Totò di Natale. ascolta, queste cose le scrivo io, non le scrive lei. Prima mi ha chiesto cosa significa poliedrico e io le ho spiegato multitasking, che più o meno è sì, Ma sì. lui, la stessa cosa. ma lui in realtà mi faceva i complimenti perché gli ho detto l'uomo della mia vita, l'uomo che mi ha colpito sin dalla prima No. volta. Non per gli aggettivi che hai Ti ha usato fatto tu i dopo. complimenti quando sei uscita da là vestita così, da quello che mi ricordo io. Peraltro, vero Sabino o no? Vero, senza contare che oggi veramente ho seguito il consiglio di Gemma, nel senso che ho sentito la trasmissione, l'ultima trasmissione che avete fatto domenica scorsa, e lei dice che tu porti solo uomini con la panciera. Io oggi la panciera non l'ho messa. Ma neanch'io, e si vede anche che non l'ho E messa. si vede quindi anche dov'è che il non problema? abbiamo la Sì. panciera. Gemma, scusa. Ma lanciate una nuova moda, A proposito. magari vincerà anche. La panciera? No. Non lo so. L'uomo senza pancera. Con la pancia. Eh. Piace, hai visto anche domenica scorsa, piace più l'uomo con la pancetta che non senza. Non abbiamo ancora sentito la Gemma, Eva. Certo, Gemma, dove sei sfinita? Sono Non sei qui, sfinita? sono sfinita, è vero, sono sfinita. So di sei star con sfinita? te. Ero indecisa se usare sparito o... Ho finita, Sì, giustamente, esatto. giustamente tra sparita Ho e fatto finita è sfinita. una trasposizione. Ha fatto un mix perché è poliedrica la E ragazza. poi la ragazza, sì. Multitasking. Volevo chiederti, Gemma, hai qualche quesito per gli ospiti qua vicino? No, non ho nessun quesito, ma Niente, sono felice di vedere che c'è un po' della mia razza qui in Però studio c'è lo oggi, un po' di strumento, gente eh. rock. Ah, attenzione Gemma, abbiamo uno uno strumento strumento, oggi, eh? Sì, il Il? koala. No, il Il caone. Il caone. Per ricordarmi il nome di quello strumento che mi piace tantissimo, tra l'altro. Ragazzi, sono solo le No, 4 una comunicazione di Scusa, senso. Gemma, hai chiesto a Fabio se ha la panciera? Perché lui non lo sapeva, Allora, Fabio non ho chiesto niente perché guarda l'immagine. Tatuaggi, rock va benissimo. Va Lui bene adesso così. sono... Fabio, ci confermi che Ho la non hai panciera, la ho la panciera tatuata. Alla pancia benissimo. No, Con la tartaruga. Giovanni, Con la scusa, tartaruga. una comunicazione di servizio per i telespettatori, è tutto in diretta. Non Sì, tutto sì, non live. stiamo registrando, Tutto in è diretta. tutto in Tutto diretta. live, tutto live. Oh, bene, naturalmente, come dicevo,
seguiremo come al solito tantissime partite, naturalmente la Serie A per Udinese Verona, grazie a Omar Costantini che la seguirà per noi ovviamente. Quanti ovviamente ho detto? È ovvio che dico che ovviamente, no? Cioè, è normale. E poi È l'emozione vicino a Sì, me. l'emozione, sì, vicino a te, d'accordo? No, mi ha emozionato proprio Natale, perché io sento molto il Natale, questa è la verità. Poi seguiremo la Serie D naturalmente con tutti i campi collegati delle nostre squadre regionali e naturalmente l'eccellenza con vari collegamenti. Io farei un applauso al ritardatario Antonello Gherardi, che fa finta di niente, ma noi lo prendiamo in giro perché tanto è tutto in diretta. Prego, si accomodi. Penso che hai capito dove ti devi sedere, no? O devo spiegartelo? Ecco. Pensa che Sky è talmente in ritardo rispetto Bacia a noi le che mentre è tutte. entrato Gherardi hanno fatto Antonello. vedere Ferrero. Ah, ecco, pensa a te, ecco, sono in ritardo. Antonello, bacia anche Fa il Omar solito- però, scusa. Fa il solito piaccione con Mi Alice. sono fatto la Ciao data. Antonello. Ecco, Jess. Non ti bacio. Non c'è problema, Non capisco, ti bacio. capisco, No, capisco. tu vai là, non fare il giro per cortesia, vai là, fai il bravo. Ecco, a questo proposito, io vengo qua un attimo perché devo, se mi segue la telecamera. Ciao Francesca. Non so se hai visto dove ti ho messo seduto. Ciao a Francesca che ci guarda da casa. Bastardo. Bene, grazie. Allora, cominciamo Non ho Gemma. capito GP. No, ma- Ciao Antonello, ma arriva Ciao, tardi, Gemma! bacia tutte le ragazze e lui bastardo perché ti mette tra due ragazze. Dopo che lei baciate pubblicamente appena arrivato. Ascolta, Dai. Io sono È come il serpente, sai. ancora. Di Adamo ed Eva. Ragazzi, abbiamo già proprio oggi parlato. è... È perché sei arrivato tardi, Diventato quindi il nostro adesso mascotte tutto si ufficiale, focalizza ormai. su Io arrivo sempre in ritardo. Questo è il tuo un Sei tuo la assioma. felicità delle donne. Bravo. Cioè, Alice dopo 10 minuti è già spaventata. Immagino anche i suoi genitori. Sì, tra parentesi Che voglio fare i all'improvviso complimenti alla hanno mamma e al impegno. papà perché ha fatto una bellissima Sì, un bel figlia, applauso. soprattutto alla mamma che è anche una bellissima donna che poi vedremo qua in studio. Prego Gemma. Sì, dunque di solito siccome iniziamo sempre così un po' cazzeggiando, ho deciso che oggi iniziamo con un inviato serio. Parliamo di cose serie. Oh, signora. Quindi mister terzo tempo con noi, Robby Visentini. E allora andiamo subito a Monfalcone dove questo pomeriggio si gioca una partita importantissima per l'UFM Monfalcone in quanto gioca contro il Cordenon su uno scontro al vertice della classifica proprio d'eccellenza e c'è da dire che se il Monfalcone dovesse vincere insieme al Ciarlis Muzzane potrebbe finire alla grande il girone d'andata e prendere il largo insomma sulle dirette inseguitrici. Ho detto sbagliato? No, però sto toccando qualcosa di ferro per scaramanzia. Come... Sì, va bene. E visto i discorsi che facevate prima non è quello che pensavate voi. Che tipo di ferro? Forse, Appunto. no, forse lui. Intanto il rum No, l'avete già sentivo bevuto? Sentivo solo gli ultimi discorsi che facevate così in sottofondo, sentivo. Parlavamo di donne, sì. Parliamo di cose serie. Sì, quindi allora Sabino voleva sapere se c'è ancora rum a Monfalcone o se l'avete già finito. No, Roma è finito. Adesso oggi stanno facendo le castagne qua i tifosi. Buone le Stanno castagne. già preparando castagne e malvasia. Castagna e Malvasia che non può mancare. Nature. Ecco. Siamo un po' in ritardo sulla tabella di marcia, ma comunque quando il tempo lo consente oggi, dai, visto che c'è una giornata umida, non piove per fortuna, ma c'è tanta umidità. Ecco, naturalmente io immagino che ci sia un sacco di gente allo stadio perché a Monfalcone c'è molto seguito, vero? Sì, oggi speriamo di avere l'affluenza delle scorse partite. Comunque fino adesso abbiamo avuto una media di 400-500 spettatori a partita circa, quindi siamo contenti del seguito che ha la nostra squadra. Ecco, se dalla regia mi fanno vedere la classifica della serie dell'eccellenza, scusami, Roby, si vede quello che dicevo prima, proprio anche a livello grafico per gli amici a casa. Vedete lo scontro di quest'oggi, Monfalcone a 37 punti, il Cordenos ha raggiunto il Vesna a 28 e vedete però che c'è già un grosso stacco tra Monfalcone e Ciarlis che sono 37-35 appunto e le due terze Vesna Cordenos. Diciamo che se oggi vincete intanto se andate a 40 punti che in 15 partite sono tantissimi punti, no? Ricordiamo che oggi finisce il girone d'andata per quanto riguarda l'eccellenza, ma soprattutto io ritengo che andate a staccare veramente a fare la volatona nelle ultime 15, cioè dovrebbe succedere un pandemonio perché voi a questo punto non andaste direttamente in Serie D. Ma io penso che il campionato sia comunque ancora lungo, troppo lungo per fare già delle ipotesi così azzardate. Certo che
dovesse andare a buon fine la partita di oggi, finire l'andata a 40 punti su quanti sono? Su 45 disponibili, credo sia una media veramente molto alta. C'è una media da 80 punti a campionato. Se mi permetti, sento un po' la Scusate, Juventus. ti sento molto piano però, Giovanni, scusami. No, volevo dire, siete un po' la Juventus del campionato regionale, perché insomma la media punti è quella. Ascolta, Qualche milione di euro di differenza a livello di lo fatturato, ma riceviamo. sì, comunque. cosa c'è? La fanfara dei bersaglieri sottofondo? Sì, Che bello. senti. Sono sì, da qualche giornata in qua i tifosi hanno portato questa novità, così per dare un po' di ritmo in più alla squadra se ce n'è bisogno. Bellissimo, Sono tutti complimenti. movidi, appunto. Perfetto Robby, allora linea aperta a partire dalle 14.30, seguiremo insieme a Roberto Visentin questa importantissima partita, prima contro terza, UFM Monfalcone Cordenons. Grazie Roberto, a Benissimo, dopo. Ciao Giovanni, grazie. Grazie, bello avere questi collegamenti da questi campi, no? Ma perché si sente la veracità della gente con la fanfara dei bersaglieri. Ma poi l'abbiamo sottolineato più volte, no Giovanni, che il calcio dilettanti deve tornare a essere quello che era una volta, cioè quello di aggregare il pubblico locale per andare a seguire, per passare un'ora e mezza in simpatia e allegria nel massimo concetto dello spirito sportivo, e poi al termine della gara agonistica bere, come si dice, quel taglietto di vino, magari una fetta di salame eccetera, ma sempre, ripeto, nel contesto del sano principio dello sport. E allora GP, per proseguire il sano principio dello sport, Cioè, c'è uno che è trovate veramente Musette? Sì. no, è veramente sano lui, Pierantonio Stella. Ah, È sì. forse il più sano che abbiamo. Questo forse è vero, anche rappresentante di una società eccezionale come la Sacilese. Buon pomeriggio Pierantonio. Tutti i tuoi ospiti in studio ovviamente. Partita sicuramente difficile oggi per la Sacilese, con la Clodiense, altra squadra in forma, e partita inevitabilmente anche, magari indirettamente, ma condizionata dalle voci di mercato che stanno circolando in queste ore su alcuni pezzi da 90 della Sacilese, tra cui il capitano Stefano Favrette, richiestissimo dall'Alto Vicentino, e dall'attaccante Marco Beccaro, che pare ormai veramente a un passo da dire di sì al Padova. Per cui insomma una gara il cui contenuti agonistici e esigenze di classifica del Sacilese e Clodiense sono entrambe in lotta per una posizione nei playoff, si mescolano oggi al mercato, ai rumors di mercato di questi giorni. Pierantonio, posso farti una domanda che esula dalla partita? Dunque, il Padova, il biancoscudati Padova, scusatemi, hanno preso Zubin, no? Sì. E per l'infortunio occorso a Ferretti, che diciamo che sembra stia fuori 2 mesi. Si gioca in 11 a Padova o hanno aumentato il numero di giocatori in campo? No, io sappia si gioca in 11 anche a Padova. Sei sicuro? Perché a casa mia hanno già preso Zubin, Beccaro, torna sicuramente tra 2 mesi Ferretti, hanno davanti anche Cunico, poi cosa ancora? È chiaro che con l'Alto Vicentino, come è successo un po' l'anno scorso, come tu ben sai, col Pordenone stanno facendo appunto a gara quasi veramente al colpo d'effetto anche in questo mercato invernale, puntando soprattutto sia sulla qualità, ma anche, come giustamente hai sottolineato, anche sulla quantità, perché insomma sono rose veramente abnormi per la categoria. Ovviamente sarà bello vedere tra poco, anche se non sbaglio c'è lo scontro diretto, chi dei due quale delle due società avrà ragione. Ecco, un'altra domanda che voglio farti, io so che a Sacile l'ambiente è molto bello, è proprio una grande famiglia allargata, il presidente, la presidentessa, tutti lo staff tecnico e i giocatori. Allora, ma dal tuo punto di vista come Pierantonio e non come ha detto capo ufficio stampa della Sacilese, ma è meglio essere un leader titolare e segnare una barca di gol a Sacile o andare a fare presumibilmente panchina a Padova? Guarda, questa è chiaro che così diciamo distinto ti risponderei che è molto meglio fare il protagonista a Sacile piuttosto che fare il comprimario a Padova, però è ovvio che io ho il massimo rispetto anche per quelle che sono le scelte di alcuni giocatori qui della Sacilese, perché è chiaro che ovviamente quando ti si prospetta di andare a lottare per la promozione in Lega Pro, e probabilmente, anche se queste non sono cose che sinceramente mi riguardano, però insomma anche presumo anche con
due vantaggi da un punto di vista economico, è chiaro che è ovvio che subentrano tante componenti che io, ripeto, non mi permetto di giudicare. Rispondendo alla tua domanda, è chiaro, se fosse per me, a prescindere poi, insomma, io preferirei sempre comunque essere il protagonista, anche perché poi, anche se vai in Lega Pro l'anno prossimo, bisogna prevedere le scelte della società. Appunto, sì. Sappiamo. Si è visto a Pordenone quello che è successo nel salto di Bravissimo, categoria, no? bravissimo, non esatto, è che in automatico poi... tu sei anche in Lega Pro, voglio dire. Che poi, Esattamente. che poi non è proprio scontato, no? Perché se guardiamo la classifica cortesemente della Serie D, mentre abbiamo Pierantonio al telefono, sono lì, più o meno sta succedendo quello che è successo l'anno scorso tra Marano, eccole lì, vedete tutte e due in testa, 35 punti, e voglio dire, sicuramente l'esperienza del presidente Dalle Rive è molto più grande del nuovo presidente dei biancoscudati Padova, che è vero che ha parlato in panchina, fautore della promozione del Pordenone dell'anno scorso, ma è anche vero che, diciamo, sul lungo tragitto, no? Anche quest'oggi finisce il girone d'andata della Serie D, sul lungo tragitto del girone di ritorno salta fuori, a parte la bravura, la tecnica, anche l'esperienza, Pierantonio, secondo me. Quindi non lo darei per scontato che i biancoscudati ce l'abbiano così facile. No, assolutamente, non è affatto scontato, sono d'accordo. Sarà veramente un testa a testa appassionantissimo come quello dell'anno scorso, dove veramente conteranno tanto anche i dettagli, dove conta, in questo caso l'anno scorso ha rischiato di pagare il caro prezzo il Pordenone, se ricordi bene, con i derby, dove ha perso praticamente 5 punti, e quest'anno potrebbe essere l'inverso, perché l'Alto Vicentino, abbiamo già visto, ha perso domenica scorsa a sorpresa, l'Arzignano, però una squadra che aspettava il derby come la partita della vita, un po' come l'anno scorso Sacilese, Tamai e la stessa San Vitese quando affrontarono il Pordenone. Certo. Benissimo, Pierantonio, grazie di queste belle cose. Vuoi dirci qualcosa riguardo alla partita anche? Sì, no, ci sentiamo velocemente, ci sentiamo ovviamente per gli aggiornamenti più avanti, proprio velocemente in chiave formazione. Il Sacilese con una formazione annunciata, unica novità con Manucci in panchina, ma sostituisce Bolzan, per cui insomma un avvicendamento dovuto al fatto che Manucci non è in perfette condizioni. Dal primo minuto Bolzan, che sta recuperando forma dopo il suo arrivo in corso d'opera qui a Sacile. Niente, dall'altra parte, come dicevo, un'altra squadra reduce da 2 vittorie consecutive, che oltretutto, rimanendo in tema, ha fatto soffrire il Padova proprio qualche settimana fa, strappando un pareggio allo stadio Euganeo, e per cui grande curiosità per questa gara al 25 aprile. Perfetto, grazie Pierantonio, anche con te linea aperta a partire dalle 14.30 per tutti gli aggiornamenti su Sacilese Clodiense con questo bello scontro. Giovanni, prego, se c'è da dire, attenzione al Belluno, perché tra i due litiganti il terzo gode. Il Belluno ha pareggiato in anticipo ieri con la Fenadora, diciamo che ha fatto un mezzo passo falso. Passo falso, però attenzione. È quello che succede spesso fra me e Gipi, il terzo che gode è sempre Antonello, però vabbè, insomma. Oggi mi sento in mezzo. Mi sembra che sei in mezzo, tra Grazie. parentesi le donne, quindi... Intanto, se permetti, è terminata la partita dell'anticipo delle 12.30, la Juventus ha pareggiato in casa con la Sampdoria 1-1, vinceva 1-0 al termine del primo tempo, gol di Evra, poi inizio ripresa, Gabbiadini ha messo il pallone in rete dell'1-1, un finale tra l'altro molto polemico. Allegri non ha nemmeno salutato Mihajlovic, anzi sono presi molto a parole con Nedved, e una Juventus che deve ringraziare l'Atletico per il biscotto, visto che si è qualificata grazie al famoso biscotto, perché noi critichiamo sempre quando ce lo fanno contro, ma quando invece succede che il biscotto lo facciamo noi, perché l'Atletico Madrid chiaramente, se voleva, faceva 2 peri, glieli segnava nella gara di martedì, ma d'altronde, ripeto, chiaramente c'è stato il biscotto, chiaramente anti-juventino. La Roma giustamente ha giocato la partita da mercoledì con il City da far paura e ha perso, e giustamente giocherà l'Europa League. Spieghiamo che cos'è il biscotto ai telespettatori. Dice sì, biscotto, un accordo tecnico fra 2 squadre. Arriviamo a un certo punto, io e Antonello giochiamo, non facciamoci male, ci mettiamo d'accordo per un pareggio e risolviamo il problema, così glielo mettiamo in quel posto agli altri. Questo è il termine Questa è tecnico. la politica anti-juventina per eccellenza, è proprio... Questo è il termine biscotto. Ci sono Juventino, famosi biscotti nella storia del Chiamasi calcio. Allora, noi abbiamo il nostro solito gioco. Allora, il tuo momento, Eva, perché adesso No, giochiamo. io finirei anche di presentare gli ultimi 2 ospiti Chi sono? importantissimi. Chi sono? Allora, Chi il ritardatario, che ormai l'abbiamo Antonello capito, Gherardi. Antonello Gherardi, voce ufficiale, Triestina Calcio. Triestina Calcio, ex dirigente sportivo, artista, speaker radiofonico,
Comunque anche lui è un uomo tutto fare. Esatto, fa di tutto anche lui. Esatto. Però Gippi, hai notato che lei non è mai andata in defiance con nessun ospite. Con Antonello sì. si è bloccata. Antonello, Che ha cioè, questa presenza, che cos'hai no? oggi? Davvero? Il fascino, la charme. Il fascino triestino. Il fascino alabardato, esatto. Chi sarebbe poi l'ultimo oggi? Poi manca Marta. Marta. Ma stiamo scherzando? C'è qualche telecamera che io non vedo? No, non siamo scherzando. Ed infine Bruno, alias e non indaghiamo. Saxofonista. Grazie. Direttamente dalla Scozia. Loro ormai sono una presenza quasi fissa da noi e quindi gli amici a casa sicuramente li Non riconoscono. bisogna screditarli però. No, dovevamo fare il gioco ma non lo facciamo No, non lo perché... facciamo, GP, perché ci mancavano 2 collegamenti per quanto riguarda il calcio. Allora, Fabio Campagnolo ancora deve arrivare allo stadio in panico, quindi paranoiato. Maurizio Mazzon non mi rispondeva, ero anche preoccupata. Finalmente mi ha risposto, quindi diamo la parola a lui. Ecco, una partita importantissima in Serie D, questo bellissimo derby a Tamai, tra Tamai e Fontana Fredda. Allora, la voce del Fontana Fredda, Maurizio Mazzon, buon pomeriggio. Buon pomeriggio a tutti. Intanto il tempo sappiamo che è uno schifo, e vabbè. Sì, purtroppo nessuno può intervenire. Ecco, il campo in che condizioni è? Tiene oppure... No, il campo è in discrete condizioni, assolutamente. Allora, raccontaci un po' di novità sul Fontana Fredda, come è passata questa settimana e come affrontate questo derby importantissimo per la provincia di Pordenone. No, niente, c'è il debutto in difesa di Frison, non l'abbiamo fatto adesso a dicembre. E niente, per il resto rimangono quasi inalterati quelli di domenica, insomma, sperando di poter fare un risultato positivo. Ho capito. Altre novità di mercato? Svelaci qualche spiffero, dai, da Fontana Fredda. No, purtroppo non si può. Sicuramente entro martedì faremo qualche altra operazione, però, non puoi... però per il momento è top secret. Ah, ecco, non puoi Non svelarci. perché siano segreti di Stato, ma comunque è meglio tenerli celati. Giustamente. Benissimo, allora come al solito Maurizio, dalle 14.30 in poi seguiremo in diretta, grazie a te, appunto questo Tamai Fontana Fredda. Grazie ancora Maurizio Mazzon. Grazie a voi. Grazie, allora giochiamo Passiamo al gioco. col Gioco 1 per 2. 1 per 2, che in spagnolo si dice 1 por 2. e in carnico si dice 1 par 2. perfetto. L'ho fatta Bravissima, bravissima. In carnico. Stavo pensando in francese. In francese? Un per 2. Un per 2. Non andiamo. E in Veneto? Sì, In Veneto come si dice? È questo. Questo lo sa Bruno. Bruno e Veneto. Un pardon. Un pardon. C'est la même chose. C'est la même salade. Non abbiamo fischietto. Prende buon. Gioca senza frontiere. Allora, vediamo le partite con le quali giochiamo questo pomeriggio. Genoa e Roma e Udinese Verona. Ecco, Genoa, Roma, Udinese Verona, eccola lì anche sullo schermo e naturalmente dovete indovinare il segno esatto, quindi se vince il Genoa 1, pareggio X, Roma 2, stessa cosa per Udinese Verona. In premio, attenzione. Attenzione, il premio, state attenti perché è importantissimo. Esatto, 3 bottiglie di Chardonnay, 3 di Montepulciano d'Abruzzo prodotte dalla cantina Tolo, etichetta Pascià. Sì, ma attenzione che se l'Udinese perde e un telespettatore indovina il 2, il premio non ce l'ha. Assolutamente. Io adesso volevo fare la figura del cioccolataio Antonello Gherardi che arriva in studio, comincia a squillare il cellulare e si sente tutto. Io dicevo, ma ha cominciato a cantare Babbo Natale senza che lo sapessi, non lo Ma so. infatti mi chiedevo da dove Infatti, derivasse. è sempre lui, l'altra volta col telefono lì tecnologico, l'orologio. Ma ci stava però GP, era una cosa natalizia, anch'io pensavo fosse qualche addobbo di quelli nuovi che abbiamo. Magari fa vita sua. Ma no? sì, potrebbe anche essere. Bene. Ci sono degli ascoltatori, a parte quelli che appena hai lanciato il gioco hanno già scritto in tantissimi, li salutiamo tutti anche se non si firmano. Invece qualcun altro si è firmato e ci scrive: al Pottegon, trippe e brulè, riguardo al discorso di prima. Saluti a tutti da parte di Monica e poi passa al Bottegon. Passa non si sa chi. Noi penso, io e te credo che chiami noi, me e te in centro a San Vito Tagliamento. A te non piace? Cos'è trippe? E allora aspetta che e brulè. Beh, triple brulè, si potrebbe fare un salto San Vito dopo. A me non piace nel vino, poi sono vegetariana, quindi di sicuro non era rivolto a me sicuramente. Non credo. Poi c'è un altro messaggio che dice: un abbraccio a tutti gli amici da parte di Alessio. E poi c'è tuo cugino
e dice: ciao, sono Simone da Bibione, un bravo Giovanni per la conduzione della trasmissione, questo lo dice sempre. Poi aspetta, perché c'è anche un però vedo Omar un po' ingrassato. Bravi a tutti. La telecamera. E Omar è appiattito, è diverso. Non è seduto. ingrassato, è È colpa appiattito. è colpa del sedicinoni. No, è colpa delle poltrone che Delle sono È colpa troppo, della dai. cravatta, doveva essere arriveranno le rossa. poltrone Ecco. nuove, vedrete. Senti con È colpa della cravatta, doveva essere rossa. Ecco. Ti dava più tono. Bon ton. Secondo Alice, Omar è troppo grasso? No, va bene così. Ecco, un'altra che gradisce la pancetta. Evviva la pancetta forever! Anche la pancetta che è buona. C'è anche mortadella, poi, se vuoi. Buona, sì. È buona, eccezionale, sì. Allora, prima di andare in pubblicità, ci sono questi due amici che devono andare anche a Roma, che sono in tour promozionale. Sì. Vero? È vero, è Siamo vero. qui, siamo qui. Quasi quasi io mollo tutto, vengo via con voi a Roma. Guarda. Dai, Sì, dai, perché- andiamo. Almeno a Roma, Anche a Roma io. la città di... Anche tu? Perché Andiamo tu- tutti. Andiamo tutti a Roma con loro, Roma. benissimo. No, perché poi Roma è una città bellissima, solare, divertente, Con allegra. tanti problemini, ma insomma via, solare di Ma lascia stare. Ma lasciamo lasciamo perdere. Non è il problema. Ma Lasciamo in perdere. Italia? Eh. È da quando esiste l'Italia che sono quei problemi lì? Dobbiamo parlare di problemi. No, Assolutamente. questa è una giornata Ci divertente. stanno i castelli, ci sta... Esatto, la bravo. paiata, Sei c'è proprio sta dei la castelli paiata. romani. Sì. Mamma mia, tanta roba lì. Sì. Poi c'è la paiata. E poi- Io purtroppo No, purtroppo, perché ho poca voce in capitolo. Che è vegetariano. perché Anche tu sei vegetariana? Sono A vegetariana. Roma? Ma come si fa a essere Brutta vegetariani? cosa, brutta cosa. Brutta cosa, Fabio, eh? Sì. La gricia non se la mangia. Allora, raccontateci, Jess, raccontaci di questo tuo ultimo lavoro, lo facciamo anche vedere. Forse. Eccolo qui, Ecco. come no, ce Ecco. l'ho qui. Raccontaci di questo tuo ultimo lavoro. Allora, questo è un lavoro fatto grazie alla collaborazione di molti personaggi proprio del Friuli, quindi delle vostre zone, e ne sono fiera e orgogliosa. Marco Anzovino, Luca Spavan, e poi c'è la promozione del disco di Umberto La Bozzetta. Qui vicino a me c'è l'autore dei pezzi, nonché l'arrangiatore, nonché il bassista e oggi il chitarrista. Secondo me anche l'autista. E anche l'autista. Bravissimo, Vabbè, ovvio. visto le zattere, guido io. Visto come mi Nei vesto. castelli. Guido io. No, ma lei sapeva che veniva al nord, le hanno detto che il Friuli vicino a Venezia, acqua alta. C'era l'acqua, e ha messo c'era così, l'acqua con le alta. scarpe lì, Ho detto chiaramente. per non rischiare. Esatto, e hai fatto benissimo, Jess. E quindi è un bel lavoro che consiglio di sentire, sarà distribuito in tutte le feltrinelli d'Italia da Egea Music. È tutto cantato in italiano, Bene, perché vorrei far tornare insomma di moda anche alle ragazze, a chi si avvicina al mondo della musica, che non c'è solo la musica che viene dall'Europa e dall'oltreoceano. Dagli Stati Uniti, esatto. Bisogna prendere da loro, perché sicuramente ci portano Bisogna delle stare gli occhi sonorità, aperti, certo ci sono delle sonorità, delle cose che comunque ci possono far crescere, ma la nostra lingua è bella, quindi... Brava Jess, bel messaggio. Bravissimo. Mi dicevano che c'è molto comunque ritmo reggaeton in questo, siccome va molto il reggaeton, bisogna mettere tutte le salse, è molto reggaeton, vero? Per niente, ovviamente. Beh, ovvio. È un po' rock, dai. Ah, ancora, dai. È un po' rock. No, perché devi sapere che tutte le ospiti che abbiamo, quelle particolarmente giovani chiaramente, sono tutte così ossessionate col reggaeton che a me sinceramente... No, vabbè, io ho preferito, cioè vengo insomma da un percorso musicale che ho iniziato da quando avevo 15 anni, Cioè, ho 3-4 anni fa, sempre, insomma. sì, insomma Più o all'incirca, e ho fatto un po' di gavetta, un po' di palco, tante piazze italiane con tante cover, e in questo lavoro c'è proprio un mashup delle esperienze che ho avuto fino ad oggi. Quindi anche il titolo Doubt Jazz è dare avere, no? Sì. Parafrasando il la frase detto latina. latino. Doubt des. Doubt Aspetta. des. No, aspetta, che la frase latina è Dove è des? do ut des. Doubt des. No, et. Oh, la sapeva, brava. Sì, brava. Molto. Ah, no, sincero, l'aveva appena detto lei. Allora, E poteva essere la congiunzione. Ci stava. do ut. Do per ricevere.
Esatto, Ok. affinché tu possa ricevere, sì, è vero. E quindi Però c'è anche un questo- altro messaggio. Però c'è Il anche do- un altro messaggio. Do è la prima nota musicale, Ut è l'antico nome del Do. Ah. E Jazz è quella che lo veicola, quindi unire un po' il vecchio con il nuovo. Bella Dai, cosa. questo è un altro Complimenti, bel bella, messaggio. bella questa interpretazione, non ci sarei mai arrivato. Quindi adesso cosa ci cantate? Cosa ci cantiamo? È così al volo perché qua è tutta una sorpresa. Dai, la canzone che tra poco andrai col video a gennaio. Dai, Allora eccitazione. sì, a gennaio uscirà anche il videoclip che stiamo facendo con l'Accept, che è la casa che ha fatto anche l'ultimo video di Vasco Sì, il Rossi, Factory come di vorrei. Vasco Rossi, come vorrei. E quindi niente, voglio dire, aspettiamo anche il video e intanto sentiamo la canzone. Certo. Correre, dove si va? Il mio cuore è uno zingaro molto scaltro. Vivere in faccia all'età, sovrapposta alla faccia di qualcun altro. È qui sopra le nuvole, ho il sapore di fragole, di panà, ma non credo a canzoni e UFO mai. Se bruciasse la città, anche il fuoco vincerei. Qui davanti agli occhi miei, quante cose che non sai. Stessa spiaggia, stesso mare, tanto avrò da lavorare. Cameriere, lascia stare, Marco non ritorna più. Tra l'oleandro e tra il baobab, cattedrali di luce, di pietra e sassi. Lei mi guardava con malignità, tutta mia la città torna sui miei passi, ma qui rimangono briciole e non credo alle favole. Del resto Pollicino era piccolo, piccolo così. Ti racconterò di me, della mia maglietta fina, non ho l'aria da bambina e la mia banda suona il rock. Guardo gli occhi della gente, mi vesto un po' distrattamente, tanto è tutto un equilibrio sopra la follia che c'è. Nonostante sia rondine andata via, so di mare sale di emozioni. Tu chiamami se telefonando io potessi dirti addio. Sono splendida, splendente, quando mi ritorni in mente, con le rughe un po' feroci, sono come tu mi vuoi, non m'importa do passato, dimmi quando tu verrai, tu dimmi quando noi siamo figli delle stelle, dimmi quando parlami. Che bella! Complimentissimi! Allora, siccome si devono ripigliare, Facciamo una pausettina al volo, comunque complimenti, siete bravissimi, date una carica pazzesca. Meno male. Poi per chi ama la musica italiana, voglio dire, questa è proprio una bellissimo, collezione che raggruppava un sacco di Questa grandissimi... si chiama Citazioni, ci sarà un motivo. Bella, citazione. veramente bella. Sai Complimenti, perché ti molto ha bella. colpito proprio sto pezzo? Io oggi, allora, io tanto per la cronaca amo la musica italiana, canto praticamente solo italiano perché è proprio una scelta. È anche triestino, dai.
No, quello No, raramente, no, quello non lo so, raramente. è una battuta. Quindi il fatto che ci sia una canzone che raccolga le frasi, forse i ritornelli più importanti e più famosi della musica italiana è una bellissima idea. Poi il fatto che comunque l'abbia cantata bene, ricordiamoci che cantiamo in uno studio che non è attrezzato per... E quindi bellissimo, molto bello. Grazie. Bravi. Bravi ancora. Grazie a voi. Ci vediamo tra pochissimo perché Eva deve cominciare a bere la sua bottiglia di rum domenicale. Ci vediamo tra pochissimo, a dopo, grazie. Grazie maestro. L'uomo, la donna, Paolo Miotto, stile italiano, Miotto donna, tutto l'abbigliamento e gli accessori di moda per passare le feste con il massimo dello stile e fino a Natale su tutto l'abbigliamento lo sconto del 25%. Paolo Miotto, stile italiano, Miotto donna, ad Azzano X, sempre aperti. Natale in città, a Pordenone, in piazza 20 settembre, le casette di Pordenone, il mercatino di Natale, un percorso enogastronomico dove gustare specialità tipiche e poi oggettistica, accessori, idee regalo, le casette di Pordenone, fino al 6 gennaio, la festa più bella dell'anno. Dal 10 dicembre e solo per poche settimane, fatti un regalo o fatti regalare. Pelliceria Dalla Libera, per la prima volta, liquida tutto per rinnovo locali. Sconti fino al 70% su gran parte della merce esposta. Pellicce, montoni e capi in tessuto imbottito. Servizio di rimessa a modello, pulitura e custodia. Pelliceria Dalla Libera. A Rauscedo, a pochi chilometri da Pordenone, sulla strada provinciale in via Belvedere, il mobilificio Lenarduzzi effettua una grande svendita a realizzo con sconti fino al 50% su tutta la merce esposta, fino a esaurimento scorte. Dai soggiorni alle cucine, dai divani alle camere da letto e in tutti gli stili, arte povera, classico e moderno. Mobilificio Lenarduzzi, da 50 anni sul mercato, per te e con te. Approfittane. La passione per la buona cucina, la cura dei dettagli, la freschezza dei prodotti scelti. Ristorante Adriatico, ogni giorno il meglio in tavola per soddisfare i palati più raffinati. Ideale per pranzi e cene aziendali, grandi compagnie, ricorrenze e anche con eventi speciali. Ristorante Adriatico, il meglio per voi. Le feste in un'atmosfera unica, in piazza a San Vito al Tagliamento, antico caffè Bottegon, gli aperitivi per festeggiare tutti insieme, le colazioni dalle 6 del mattino, le grandi serate, antico caffè Bottegon, a Capodanno il cenone di fine anno con menù a buffet, DJ set e tante sorprese, antico caffè Bottegon, in piazza a San Vito al Tagliamento. È proprio il posto giusto! New Risto Pizza, il posto giusto per mangiare di gusto. Una varietà incredibile di pizze cotte nel forno a legna, con un mix di farine unico. La vera burrata pugliese, le squisite grigliate e le costate di carne e piatti favolosi. New Risto Pizza, il posto giusto. La colazione, il brunch, tutti i giornali e i servizi online, ricariche telefoniche, pagamenti delle bollette, Caffè Nogaredo. Ogni giorno dalle 6 di mattina vi aspettiamo con tanti servizi per voi. Caffè Nogaredo, la sede del Pordenone Fan Club. Ogni partita del Pordenone in trasferta in diretta sul mega schermo. Caffè Nogaredo, passate a trovarci. Ragazzi, per i regali quest'anno facciamo un giro alla plastica, Eh sì, la plastica per il vostro Natale. Tutti gli addobbi più belli con gli sconti dal 20 al 50%. E poi giocattoli, peluche, Lego, automobili e tantissimi articoli per fare felici tutti, grandi e piccini. Fate come Babbo Natale, la plastica per il vostro Natale più bello. Dall'alba a notte fonda c'è solo un indirizzo: Caffè Barocco Revolution, dalle 6:30 del mattino per la colazione con il caffè a soli 60 centesimi e poi il pranzo completo convenientissimo. Caffè Barocco Revolution e tante serate per cacciare via la noia. Caffè Barocco Revolution. Gli
aperitivi con uno splendido buffet offerto. Il pranzo con ottimi piatti tipici pugliesi. Venerdì e sabato piano bar e jam session. E l'Isola Felice, una grande atmosfera per trascorrere serate di musica e divertimento, con una grande selezione di vini e birre. L'Isola Felice, felici da noi. Quest'anno per le feste voi pensate a divertirvi, a cucinare ci pensiamo noi. Al Buon Gustaio abbiamo preparato un menù di Natale squisito, secondo tradizione, antipasti, primi, secondi, contorni, un Natale straordinario. E per Capodanno 2 menù completi. Al Buon Gustaio. Cortesia, competitività, convenienza. Phone Center, centro Vodafone. Prova Vodafone a casa. Tutto incluso per 3 mesi a soli €39,90. Vieni a prendere l'offerta personalizzata nel negozio sotto casa. Phone Center. Tutte le novità degli smartphone. Phone Center. Le migliori offerte Vodafone per te. La cerveseria, ma che birreria! È la cerveseria! Squisite specialità, tanti tipi di birra per i gusti più esigenti. La cerveseria. Un'atmosfera accogliente, un ambiente curato dove gustare piatti di pesce ed un'ampia scelta di carni nazionali, cotte anche sulla nuovissima griglia a vista. Ristorante Pizzeria Alisei. E per gli amanti della pizza tante specialità cotte nel forno a legna e anche con impasto al camu. Ristorante Pizzeria Alisei, sempre aperto tutto l'anno. Hola señores, comenzamos otra vez a la otra domenica su Benissimo. Tele Pordenone. Benissimo. Che ma- bello. Non hanno capito Non nulla. importa. Ma è bello perché fa esotico, fa caldo, calor, mucho calor. Beh, non dirmi che fa freddo oggi in studio. Oggi sto benissimo, ti Benissimo, ringrazio. ecco, Finalmente abbiamo- mi ha fatto patire il freddo No, per devi 2 sapere, domeniche. Eva, devi sapere che l'anno scorso io avevo freddo, se ne sono proprio fregati. Ma Lo non dici è- tu? E Non ma è vero, magicamente non il caldo è- non è- funziona. non è- guarda che Babbo Natale si arrabbia. Se dice Sì, le sì, bugie. certo. Senti, salutiamo Umberto La Bozzetta che è all'ascolto Ciao giustamente. Umberto, ciao Lo caro, salutiamo. buon pomeriggio. E poi salutiamo anche il nostro Fabio Campagnol che si è perso per arrivare a Torre. Sì, beh, Torre è un quartiere di Pordenone, Allo- ricordiamo, non è sì, Pordenone. Però a lui non dici nulla, se mi perdo io invece è un dramma. Chissà perché Fabio non dici niente. Perché devo dire qualcosa a Fabio Campagnolo? Non Sì. lo puoi insultare. No, assolutamente, sono gentilissimi gli amici del Charlins. E allora da Torre di Pordenone per Torre Charlins Muzzane, Fabio Campagnolo, buon pomeriggio. Buon pomeriggio, non mi sono perso, Ah, non trovavo il campo. Beh, appunto, no. Ma su Google non c'è campo sportivo? Comandi? Su Google non c'è campo sportivo, dico. No, no. Niente. Il bello è che ho chiamato Giovanni e mi fa sì, esci lì e metti su Google campo. Vabbè, ero convinto. capace Meno anch'io male di non far sono così. l'unica che non ama la tecnologia. Esatto. Mi sta già simpatico. No, ma lui ha cercato e che non è segnalato, e questo penso è il problema. È un problema di Google. Allora, dopo la partita, diciamo il mezzo passo falso di sabato, pareggio in casa con la Gemonese. No, il questo- bicchiere è sempre mezzo il pieno. bicchiere è sempre mezzo pieno, ricordiamo fine del girone di andata, se vediamo la classifica dell'eccellenza, la battuta ovviamente è scontata con Fabio Campagnol e con gli amici del Charlins Muzzane, Meno cinque, se vincete cinque. siete praticamente salvi. Sì, possiamo dirlo. Sì, potete dirlo. Sì. Sì, so che nel frattempo il presidente sta toccando tutto quanto all'intorno. Su questo No, non mi ha sentito, quindi... per fortuna, benissimo, ecco. Perché poi le conseguenze le pago eventualmente io. Raccontaci come è passata la settimana, Fabio, e soprattutto anche la partita è già cominciata da un quarto d'ora, quello che sta succedendo. Allora, la settimana l'ho passata bene, salvo, anzi mi sono anche curato, senza il famoso bicchiere di vino. Gli ottici non funziona tanto il vino. Comunque la partita è iniziata da un quarto d'ora, abbiamo avuto più occasioni noi del Charlins Muzzane, ma anche loro stanno giocando bene, insomma, stanno facendo una buona partita. Il campo, devo dire la verità, è un campo che non mi aspettavo perché è da beach soccer più che da calcio, ma comunque stiamo vedendo una bella partita, non noiosa. Benissimo. Vuoi dirci qualcos'altro, Fabio? Per adesso no, anche perché Non sai cosa dire, diciamo. adesso non saprei cosa dire perché sto guardando la partita, sto vedendo i miei che stanno cercando di buttarla dentro. Fabio, Sì. mi senti? Sì. Sono Sì. Sabino, volevo dirti, Buon io pomeriggio.
Noi ieri sera abbiamo suonato al Gallone qua a Udine e io, siccome ero un po' malaticcio, avevo i primi sintomi, sai, dell'influenza, ho cercato di seguire i consigli dell'altra settimana, sai, quei rimedi naturali, no? Tipo il bianco la mattina alle 9, il rosso pomeriggio, la grappa, il rum, però devo dire che alla fine della serata non è che stavo benissimo, ho fatto fatica ad arrivare a casa. Semplicemente ero ubriaco. Ho scoperto che ci si dimentica del male, non è che passa il male. C'è sempre un perché. Perfetto, grazie Fabio, naturalmente linee Grazie aperte a voi. per tutto quello che dopo, succede in questa importantissima puntata, sì, partita, no puntata. Io oramai no, vaneggio. È partita. Ascolta, È partita, ormai è partita. È la 15ª domenica che noi siamo sempre qua. Ormai è partita. Posso È perdere? scusante, adesso si arrampica sugli specchi. No, è la verità, a una certa età la mia memoria, il mio hard disk è pieno oramai, e cosa vuoi farci? Cioè? Risettiamo. Resettare. Bravo, vedi che lui mi capisce. Allora, in eccellenza, se vediamo anche, dunque parlavamo dell'eccellenza, c'è già stato un botta e risposta a Lumignacco, dove il Lumignacco è andato in vantaggio per 1-0, ma la San Vitese ha prontamente pareggiato, quindi tutte le partite sono sullo 0-0, le vedete sullo schermo, a parte Lumignacco e San Vitese 1-1, mentre in Serie D è ancora tutto bloccato, pensate dopo 19 minuti, tutte le partite di Serie D sono ancora inchiodate sullo 0-0, incredibile. Omar invece la Serie A questo pomeriggio cosa ci propone? Allora, già intanto ricordiamo che è uno super spezzatino quello in programma in questo turno. Allora, giocate ieri, Palermo ha battuto il Sassuolo 2-1, mentre la Lazio ha vinto all'Olimpico 3-0 con l'Atalanta. Si è appena conclusa Juventus-Sampdoria con il risultato di 1-1. Nel pomeriggio seguiremo, oltre a Udinese e Verona, Genoa-Roma, Parma-Cagliari. Genoa-Roma che a questo punto diventa fondamentale perché è la seconda contro la terza. Visto che la Juventus ha guadagnato soltanto un punto, in caso di vittoria della Roma, la Roma si rifarebbe sotto con i bianconeri portandosi a -1. Però attenzione che questo Genoa pedala molto bene. Parma-Cagliari, qualcuno l'ha definita sfida a salvezza, ma Zeman ha detto chi dice questo non capisce niente di calcio. Benissimo. Dunque secondo me qui le vedremo delle belle, con Zeman sappiamo che c'è sempre da divertirsi. Alle 18 Cesena-Fiorentina e alle 20:45 Milan-Napoli, chiude il programma domani. Empoli-Torino e Chievo-Inter. Se vuoi c'ho anche le formazioni ufficiali di Udinese-Verona che le leggo velocemente. Benissimo. L'Udinese si schiera con Carnezis tra i pali, difesa 3 confermata con Ertò, Danilo e Domizzi sulla linea difensiva, Allan in mediana che farà coppia con Bado e Guglielme, Widmer e Pasquale gli esterni, Bruno Fernandes sulla tre quarti e Di Natale in attacco. Oggi la sfida fra Di Natale e Toni, due vecchietti dal golletto facile, ma soprattutto capiremo se Nico Lopez, come si dice in questi casi, farà il gol dell'ex. Di solito parentesi. succede sempre così a Udine, quando arriva un ex la caccia sempre dentro. Dirige l'incontro signor Peruzzo di Schio. Bene, Gemma. Abbiamo un collegamento da fare perché adesso cambiamo un po' sport Esatto. e ci dedichiamo al rugby. C'è Esatto. in linea per noi Martina Forgiarini. Importantissimo scontro quest'oggi ad Udine, dove la Rugby Udine affronta la capolista della Serie A girone 3, mi sembra. Vado a braccio, Martina, corriggimi se sbaglio, con i Ruggers Tarvisium. E allora, intanto è già cominciata la partita, come sta andando? Ciao Giovanni, buon pomeriggio a tutti. La partita è cominciata da 20 minuti circa. L'Udine è partito molto bene, per la maggior parte del tempo è stato attaccato e proprio adesso, qualche minuto fa, ha segnato la sua prima meta portandosi in vantaggio di 7 punti, quindi al momento siamo 7-0 per l'Udine e oggi in più c'è una grande novità perché sono assieme a un tuo amico, che è Giorgio Grizzo, che te lo passo subito così può fare un commento tecnico su questa partita. E allora, grazie Martina, buon pomeriggio anche a Pier Giorgio Grizzo. Pronto? Buon pomeriggio Pier Giorgio. Buongiorno, buon pomeriggio a tutti. Allora, raccontaci Scusami? Raccontaci qualcosa, dico. Beh, c'è stata una bellissima meta dell'Udine, una su azione multifase conclusa poi dall'ala Danna che si è proprio infilato come una scheggia e è andato a segnare al centro dei pali. L'Udine aveva già... Pronto? Sì, ci siamo, ti stiamo ascoltando. L'Udine tra l'altro aveva già rischiato di andare in meta nei primissimi minuti con un'azione di mischia, quindi per il momento c'è un dominio quasi totale dell'Udine su
la Tarvisio che comunque è prima in classifica, quindi è un avversario tosto, quindi incrociamo le dita e magari ci sentiamo fra un po'. Perfetto, grazie a Martina Forgiarini e per Giorgio Grizzo. E allora, siccome noi stiamo giocando, gli amici da casa stanno giocando, Dovete cercare di indovinare il risultato delle partite per portarvi a casa delle bottiglie e farmi una bella serata in compagnia di amici, capito? esatto, perché poi è Natale e il vino scorre ci sta poi da noi in benissimo. Friuli e in Veneto, figurati. Però sai cosa faccio io adesso? Dimmi. Siccome Sono qua tutta a Udine è vecchia. brutto tempo, no? Secondo me a Casarsa c'è il sole. Allora io, prima quando siamo passati con Gemma per Casarsa, a Casarsa c'era un sole che spaccava le pietre. Adesso io Andiamo a Casarsa. No, io vado a Casarsa che c'è la Chiara, tu resti qua con Giustamente. loro perché io non voglio avere problemi con Chiara. Poi facciamo i conti alla fine. Benissimo, allora io faccio un salto a Casarsa, mi cambio e poi sai che torno sono subito qua Va da bene, te. Va bene? ti attendiamo. Ciao e ci vediamo da Casarsa. Sono partite brutte sta settimana, dai. Non c'è niente di entusiasmante. Ti sei affezionata alla bottiglia di Prosecco? Beh, sotto le feste. Ecco, hai avuto una splendida idea, devo dire, di stare all'aperto oggi. Ma sì, guarda che bello. Scusa, con tutta la pioggia che abbiamo avuto. Sì, almeno una bella giornata di sole. Ma secondo te a Udine, oggi che è domenica, qua a Casarsa c'è il sole? Nevica. A Udine nevica? Udine nevica. Udine nevica sempre. Senti, a proposito, a parte accarezzare ancora questa bottiglia di Prosecco Pascià che è ottima per le feste, vero? È la migliore. La migliore è un Prosecco di Treviso, mi sembra, vediamo. Esatto. DOC, Prosecco Extra Dai. Dai, chi l'ha bottigliato? Boh, non si riesce. Non si sa, però. A San Vito, direttamente da A San Silvano. Vito, esatto. Prosecco millesimato, è quello qua per le vostre feste. Aspetta, facciamo vedere bene. Venite a prenderlo a Casarsa, a San Vito, a Zano, poi. Anone. Poi. Pordenone. Poi. Casino, sono tanti. San Vito. Ultimamente Gleris. Gleris? Del 18 di dicembre. Vero! Sì, ho sentito! Ma non abbiamo detto, poi Giussago di Portogruaro, poi Cusano di Zoppola, poi. Dove? Aspetta. Dietro, va, la curva, adesso la rotonda. Silvano, cartellino giallo per Chiara. A proposito, visto che parliamo di feste, hai scritto la letterina di Babbo Natale? No. Guarda che domenica prossima da noi in studio c'è Babbo Natale e lo devo dare. Dai. Si viene prima per prendere tutte le letterine. No? Te la porto la prossima settimana Ecco, allora. me la devi dare perché avremo Babbo Natale così gliela consegno. Va bene. Quindi Babbo Natale mi raccomando domenica prossima. Quanto deve essere lunga? Non lo so cosa vuoi. C'è un massimo? Non so se adesso ci sono dei tetti come in tante altre cose, no? Massimo 20 pezzi. Non lo so, proverò. Senti, a proposito, ciao da Casarsa. Ciao a tutti, siamo a Casarsa sempre qua sulla Pontebana. Che vabbè, ha un doppio No, significato. no, vabbè, no. In realtà siamo al semaforo, quando arrivate a Casarsa c'è il paesà al semaforo. L'incrocio semaforico, va bene? Certo, speriamo che facciano sta rotonda, anzi, se c'è qualcuno all'ascolto, per favore fate sta rotonda. Magari per fare la rotonda tirano giù il pascià. Ma perché? Fatela più in là, C'è no? spazio, non vedi, ci sono le Cioè, case. insomma, appunto, tutte quelle case. Via. Allora, naturalmente stiamo a fare il gioco 1 per 2, Pascià a Casarsa con Chiara, buon pomeriggio. Buon pomeriggio, salve. Dopo 2 ore. Salve. E allora le partite di quest'oggi sono. Genoa-Roma, Udinese-Verona. Allora, cominciamo ad informare i nostri amici su quelle che sono le quote per Genoa-Roma. Allora, Genoa vincente 3,65, pareggio 3,30, vincente Roma 2,05. Ecco, e adesso andiamo a vedere invece Udinese-Verona. Bravi l'Udinese perché hanno fatto bravi. Diciamo che hanno avuto una cosa che tu hai bellissima. Il cervello. Il culo. Hanno avuto tanta intelligenza. Bravi. Ok. Allora, vincente Udinese 1,95, quindi buono. Pareggio 3,30. Il pareggio lo danno 3,30. Vincente Verona a 4. Non pensavo fosse così tanto il Verona, a 4. No, pensavi di meno? Beh sì, perché vabbè che sono tanto dietro in classifica. Se vedi anche la Roma 2,05 non è, cioè è abbastanza alto.
Dall'altra parte Di solito, tipo quando gioca la Juve 1,19. Sì, vabbè, ma la Juve è la Juve. Non è così scontato. A me non stanno simpatici, ma sono lo squadrone. Non mi stanno simpatici neanche a me. Allora, Secondo me stanno simpatici solo agli Juventini. Sì, vabbè, Stanno simpatici fra di loro. Allora, che cosa vincono i nostri amici? Si annusano. Che cosa vincono i nostri amici se dovessero azzeccare i due segni? Versione feste o no? No, c'è la versione vecchia ancora. Ancora la versione vecchia, ok. Allora, no, perché visto che non mi aggiornate mai. Boh, allora quindi si vincono 3 buonissime bottiglie di vino bianco, Chardonnay, e 3 buonissime bottiglie di vino rosso. Lo beviamo sempre in studio, no? È molto buono. Che cosa ho detto io? Buonissimo. Di vino rosso. Montepulciano d'Abruzzo, che arriva direttamente dall'Abruzzo. Pensavo Montepulciano d'Abruzzo arrivasse dalla Toscana. No, dall'Abruzzo ce lo portano ogni mattina. Come il latte. Esatto, insieme alle mozzarelle. In Friuli, scusa, adesso visto che siamo qua. Secondo te c'è più consumo di vino o di latte? Beh, fai un po' te, il friulano medio penso beva 500 litri all'anno di vino. Invece nei vari pascià, ben 13, in giro per il Friuli Venezia Giulia, potrete trovare già la bottiglia per le vostre feste. Eccola qua. Venite a Casarsa, prendete... Sì, ma ho saputo adesso, mi è arrivata l'informazione che se uno prende un cartone di Prosecco, cioè 6 bottiglie, ha una serata con Chiara. Ah, davvero? Sì. Yeah! Perché Ognuno a casa sua, yeah! No, perché il Prosecco è un vino biondo, tu sei bionda, in automatico un più uno. Cambio colore. Domani cambio colore. Allora, salutiamo gli amici in studio ad Udine e noi ci vediamo domenica prossima qui. Chissà, magari viene Babbo Natale anche a Casarsa domenica. Sì! Perché in studio c'è, vi assicuro che c'è Babbo Natale in studio, magari te lo porto qua anche. Sì. Arrivo con la slitta, con lui. Direttamente io la letterina. Così sono sicura che arrivino le cose che voglio. Ok, perfetto, grazie. Ciao da Casarsa. Ciao. Bene. Voglio... Ma è possibile computerei di avere un anno come questo? Vabbè. Non ho avuto niente da dire. Sono da Parigi, un volontà amoroso. Sei licenziato? Prendo sempre lo stipendio. Viva! Ed eccoci qui, come vedete Gippy è già ritornato, io mi chiedo il perché, se Chiara le piace così tanto, gli piace così tanto, spiegaci. Oltretutto a mani vuote, com'è possibile? No. Ah, beh, ha ragione Eva, ma meno male che è arrivata lei. Ho la cartellina. Capirai, potevi portarci da bere qualcosina. Brava. Abbiamo 6 bottiglie di vino. Ma a me il vino non piace. Potevi metterla sotto il braccio e le mani dopo le avevi libere. Per fare cosa? No, per portare qualcosa, per portarci qualcosa di buono. Ah, in quel senso. Insomma, brava Marta. C'è un Ho sempre il aggiornamento. pensiero da quelle... Sì, chissà per quale motivo, Non lo so, così. Chissà perché con queste belle ragazze tu hai certi pensieri. Io per Ma se consolarmi parlava di vino. Sì, esatto. Sì. Gemma. Sì, certo. Perché l'Eva si deve consolare, non si è capito? Tu che... Sì, io per consolarmi ascolterei di nuovo la nostra Sì. nuova band. Questa è una buona idea, Jess e Fabio, però intanto Jess... C'è un aggiornamento, sì, Virtus Corno, Zaule 1-0. 1-0 e anche in Serie D il primo risultato che si sblocca è Montebelluna, Unione Arzignano, Arzichiampo, chiamatelo come volete, è incredibile perché appunto l'Arzichiampo vince a Montebelluna per 1-0, col Montebelluna che invece viaggia nelle prime posizioni della classifica della Serie D. Allora ascoltiamo un altro pezzo con Jess e con il nostro amico Fabio, perché loro ci devono lasciare tra un'oretta visto che mi devono portare a Roma, perché io ti lascio qua e me ne vado. Anch'io avrei un aggiornamento, Sì? ce l'ho anch'io un aggiornamento. Prego Sabino. Perché ho saputo proprio pochi istanti fa che Jess e Omar si conoscono benissimo.
È uno scoop, sono sì? usciti assieme, non so cosa è successo quella sera, ma Omar si è dimenticato di tutto. Non so quanto l'ho fatto bere. Scusami. Però non so se Omar è diventato rosso, ragazzi. È vero, qui E non ha espresso parola, questo è Omar è diventato significativo. rosso, ragazzi. Ma tu non ti ricordi di niente, neanche tu? No, io ho solo detto, mi sembra di conoscerti. È successo il pandemonio. E da qui no, ma Adesso quello era senza torneranno barba, a Roma capelli con corti. il dubbio. Senza barba era Forse il vino non era dei migliori. Non era il vino del Pascià, che è buonissimo. Esatto. Chissà che vinaccio che tu poi sei un intenditore di vino. Sì, no, è difficile che beva Male, lo so. male. Che questo è poi il discorso. nella zona dei Castelli No, ma forse, buoni forse, vini, no, no, dai. Sì. Quindi- forse qualche serata può essere Non successo. eravate a Roma, era sicuro che non Siamo eravate visti a qualche Roma. locale. Allora, non eravate né a dal vivo. Roma né in Friuli perché No, da voi è magari qua si eravamo a beve bene. Bologna. Che poi i vini grazie perché no, era proprio così, ecco, riprendimi con il primo piano. Vai. Ok. Grazie al Pascià che abbiamo i vini con i crostini di Costantini. Allora fermi tutti perché prima della canzone, prima dell'esibizione, c'è una bella notizia che riguarda Fontana Fredda. C'è Allora, Maurizio Mazzon, allora, cioè almeno fino a 2 minuti fa. Allora, Tamai Fontana Fredda subito con il grandissimo Mazzon, prego. Mi raccomando, grandissimo, non grossissimo. No, ho detto grandissimo infatti, non mi permetterei mai. Benissimo, benissimo. Allora, niente, Fontana Fredda è andato in vantaggio con Florian. Abbiamo fatto una buona azione sull'esterno, completa il nostro cross in mezzo, è arrivato Ganzulo, ha tirato sul portiere e dopo sulla respinta Florian ha ribadito in rete. Fino adesso è un vantaggio sicuramente meritato perché Fontana Fredda ha avuto un paio di palle gol che mai non ha avuto. Però adesso stiamo facendo bene, speriamo di riuscire a portarla fino in fondo, insomma. Anche se manca molto tempo. Beh sì, manca 10 minuti più il secondo tempo, però insomma dai, bene così. Nel frattempo anche a Monrupino, purtroppo per i nostri amici che ci seguono da là, i biancoscudati sono andati in vantaggio, quindi Crasso Pen 0, biancoscudati Padova 1. Quindi... Senti GP, io non vorrei neanche dartela questa notizia, te la darò, ma ti dico che dopo la canzone... calma. La notizia! Dopo 19 anni... Fai questa affermazione in televisione? Ma tra me e te, che siamo come fratelli, neanche ci penso. Gemma, non devi dire queste cose in diretta. Io te la do, te la darò. Cioè, non si possono fare queste cose qua. Me lo dici dopo 19 anni, una volta ero i tante, adesso ho messo un nuovo finito. Cosa vuoi che faccio io? Posso fare una comunicazione del servizio? Sì. Abbiamo messo io e lui un'ora per mettere su ste robe, non vorrei che caschi tutte le Infatti stavo così. Allora, dopo la canzone ci richiamerà Robby Visentin per darci un pareggio, ma attualmente, incredibile, tu hai gufato GP, hai portato sfiga secondo me, perché hai fatto un'affermazione all'inizio della telefonata con Robby. Comunque Robby mi ha chiamato e mi ha detto che sono sotto di un gol, quindi UFM Monfalcone 0, Cordenons 1. Incredibile, questo è veramente un risultato sorprendente. Allora, spazio alla musica con Jess e Fabio, prego artisti. Vuoi annunciare qual è la canzone e perché c'è questa canzone? Allora, questa è una canzone dove abbiamo l'esclusiva delle parole in italiano di una famosa canzone scritta da Bebe Malo, dedicata appunto alle donne e alla violenza che molto spesso si consuma dentro le mura domestiche. Quindi è una canzone appunto in difesa delle donne, è un piacere ed un orgoglio per me poter veramente esprimermi con queste parole, perché insomma il motivo lo sento molto, molto vicino, quindi per voi in italiano Male. Ricomparisti in casa mia, odor di gin e tabacco sudicio e inebria, il mio buon Dio andava via mentre incrociava il tuo grugnito sulla porta. Il tuo bel viso che avevo amato s'era allontanato un tempo dalla scena. La tua incertezza maschilista si rivaleva su di me, su
sulla mia vita. Una domanda per favore, potresti far piano, guarda che ore sono. A voce bassa, mio amor, per favore, non grido che il bambino dorme. Fallo più piano per favore, io sono stanca, il cuore non sente ragioni. A voce bassa, mio amor, per favore, sto zitta che il bambino dorme. Mi sto bruciando come un cero e fanno male i tuoi pugni davvero, e non potrà la mia matita ridar colore per coprirmi la ferita. Male, male, malvolere, anche il sangue mi fai bere tu. Tante, tante, tante sere soddisfando per te il tuo piacere. Male, male da morire, ti amerei ma non lo voglio fare. Tanto tu non puoi capire, ma non pensi però che puoi morire. Vita triste quando ci sei, il sole torna lassù quando tu vai. E la ferita che nel cuore ho, io me la tengo e mi fa paura un po'. Una ferita che non è finta, sai che me ne intendo. C'è in me il silenzio e per questo mi credi muta come il tuo cervello che è di legno. Una domanda per favore, potresti far piano, guarda che ore sono. A voce bassa, mio amor, per favore, non grido che il bambino dorme. Mi chiami piano per favore, io sono stanca, il cuore non ha più pulsioni. A voce bassa, mio amor, per favore, sorridi che il bambino vede. Mi stai bruciando come un cero e fanno male i tuoi pugni davvero, e non potrà la mia matita trovar colore per coprirmi la ferita. Male, male, malvolere, anche il sangue mi vuoi bere tu. Tante, tante, tante sere soddisfando per te il tuo piacere. Male, male da morire, ti amerei ma non lo voglio fare. Tanto tu non puoi capire, ma non pensi però che puoi morire. Mi stai bruciando come un cero e fanno male i tuoi pugni davvero, e non potrà la mia matita trovar colore per coprirmi la ferita. Male, male, malvolere, anche il sangue mi fai bere, no. Tante, tante, tante sere solamente per te, per tuo piacere. Male, male, maledire, ti amerei ma non lo voglio fare. Tanto tu non puoi capire, ma non pensi però che puoi morire. Male, male, male fai, e lo sai. Male, male, male fai, ma perché non te ne vai? Tu sei debole, fai male, non sei certo il migliore che possa incontrare. E ora io ne fumo un pacchetto e darò fuoco al tuo cuore maledetto, perché ho male, male, male mio sei tu. Male, 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 male sì. Male, male, male più di sempre. Male, male da morire. Prima di andarcene, nel senso no, che ce ne andiamo, che abbiamo la nostra solita dose di rum per Eva, aggiornamenti dalla Serie D, Crasel Pen Bianco Scudati Padova 0-1, Montebelluna Arzichiampo 0-1, purtroppo a Santo Stefano, Mori Santo Stefano Triestina 1-0. Un errore di Bedin, nuovo acquisto della Triestina, ex Bianco Scudati Padova. Beh, ma può succedere. Ma Bedin, quello dell'Inter. Esatto, è lui, No, sarà nipote, figlio, fratello. No, fratello no. Tamai Fontana Fredda 0-1 per quanto riguarda l'eccellenza. Abbiamo tre risultati variati: Lumignaco San Vitese 1-1, UFM Monfalcone Cordenos 0-1 e Virtus Corno Zaule 1-0. E quindi? E quindi pausa affinché i nostri ospiti si riposino. E io possa bere e tu possa mangiare. Io non mangio, io adesso vado, io me ne vado con Babbo Natale. Ci facciamo un rosso. Grazie GP. Perché c'è Eva che Quanto dopo lo il adoro. vino nei camerini Attenzione, aiuto. ci coccolerà. Questa non era della copione. Ci vediamo subito. L'uomo, la donna, Paolo Miotto, stile italiano, Miotto donna, tutto l'abbigliamento e gli accessori di moda per passare le feste con il massimo dello stile. E fino a Natale su tutto l'abbigliamento lo sconto del 25%. Paolo Miotto, stile italiano, Miotto donna, ad Azzano X, sempre aperti.
Natale in città, a Pordenone. In piazza 20 settembre, le casette di Pordenone. Il mercatino di Natale. Un percorso enogastronomico dove gustare specialità tipiche. E poi oggettistica, accessori, idee regalo. Le casette di Pordenone. Fino al 6 gennaio, la festa più bella dell'anno. Dal 10 dicembre e solo per poche settimane, fatti un regalo o fatti regalare. Pelliceria Dalla Libera, per la prima volta, liquida tutto per rinnovo locali. Sconti fino al 70% su gran parte della merce esposta. Pellicce, montoni e capi in tessuto imbottito. Servizio di rimessa a modello, pulitura e custodia. Pelliceria Dalla Libera. A Rauscedo, a pochi chilometri da Pordenone, sulla strada provinciale in via Belvedere, il mobilificio Lenarduzzi effettua una grande svendita a realizzo con sconti fino al 50% su tutta la merce esposta, fino a esaurimento scorte. Dai soggiorni alle cucine, dai divani alle camere da letto e in tutti gli stili, arte povera, classico e moderno. Mobilificio Lenarduzzi, da 50 anni sul mercato, per te e con te. Approfittane. La passione per la buona cucina, la cura dei dettagli, la freschezza dei prodotti scelti. Ristorante Adriatico, ogni giorno il meglio in tavola per soddisfare i palati più raffinati. Ideale per pranzi e cene aziendali, grandi compagnie, ricorrenze e anche con eventi speciali. Ristorante Adriatico, il meglio per voi. Le feste in un'atmosfera unica, in piazza a San Vito al Tagliamento, antico caffè Bottegon, gli aperitivi per festeggiare tutti insieme, le colazioni dalle 6 del mattino, le grandi serate, antico caffè Bottegon, a Capodanno il cenone di fine anno con menù a buffet, DJ set e tante sorprese, antico caffè Bottegon, in piazza a San Vito al Tagliamento. È proprio il posto giusto! New Risto Pizza, il posto giusto per mangiare di gusto. Una varietà incredibile di pizze cotte nel forno a legna, con un mix di farine unico. La vera burrata pugliese, le squisite grigliate e le costate di carne e piatti favolosi. New Risto Pizza, il posto giusto. La colazione, il brunch, tutti i giornali e i servizi online, ricariche telefoniche, pagamenti delle bollette, Caffè Nogaredo. Ogni giorno dalle 6 di mattina vi aspettiamo con tanti servizi per voi. Caffè Nogaredo, la sede del Pordenone Fan Club. Ogni partita del Pordenone in trasferta in diretta sul mega schermo. Caffè Nogaredo, passate a trovarci. Ragazzi, per i regali quest'anno facciamo un giro alla plastica. Eh sì, la plastica per il vostro Natale. Tutti gli addobbi più belli con gli sconti dal 20 al 50%. E poi giocattoli, peluche, Lego, automobili e tantissimi articoli per fare felici tutti, grandi e piccini. Fate come Babbo Natale, la plastica per il vostro Natale più bello. Dall'alba a notte fonda c'è solo un indirizzo: Caffè Barocco Revolution, dalle 6:30 del mattino per la colazione con il caffè a soli 60 centesimi e poi il pranzo completo convenientissimo. Caffè Barocco Revolution e tante serate per cacciare via la noia. Caffè Barocco Revolution. Gli aperitivi con uno splendido buffet offerto, il pranzo con ottimi piatti tipici pugliesi, venerdì e sabato piano bar e jam session e l'Isola Felice, una grande atmosfera per trascorrere serate di musica e divertimento, con una grande selezione di vini e birre. L'Isola Felice, felici da noi. Quest'anno per le feste voi pensate a divertirvi, a cucinare ci pensiamo noi. Al Buon Gustaio abbiamo preparato un menù di Natale squisito, secondo tradizione, antipasti, primi, secondi, contorni, un Natale straordinario. E per Capodanno 2 menù completi. Al Buon Gustaio. Cortesia, competitività, convenienza. Phone Center, centro Vodafone. Prova Vodafone a casa. Tutto incluso per 3 mesi a soli €39,90. Vieni a prendere l'offerta personalizzata nel negozio sotto casa. Phone Center. Tutte le novità degli smartphone. Phone Center. Le migliori offerte Vodafone per te. La cerveseria, ma che birreria! È la cerveseria! Squisite specialità, tanti tipi di birra per i gusti più esigenti. La cerveseria.
Un'atmosfera accogliente, un ambiente curato dove gustare piatti di pesce ed un'ampia scelta di carni nazionali, cotte anche sulla nuovissima griglia a vista. Ristorante Pizzeria Lisei. E per gli amanti della pizza, tante specialità cotte nel forno a legna e anche con impasto al camu. Ristorante Pizzeria Lisei, sempre aperto, tutto l'anno. Ben ritornati all'altra domenica su Tele Pordenone. GP ci raggiunge subito, anzi forse è meglio che stia fuori. Benissimo. E noi proseguiamo benissimo anche senza di te. Che piacere aver scelto Eva come conduttrice. Allora, prima di darvi i finali dei primi tempi, la situazione di Udinese-Verona, ancora sullo 0-0 con Omar, abbiamo un collegamento. Gemma. Sì, parliamo di rugby adesso, c'è Martina Forgiarini. Perfetto, e allora andiamo a vedere cosa succede per Rugby Udine Ruggers Tarvisium. Prego Martina. Grazie, eccoci qua di nuovo dallo stadio Pilo Gerli. Siamo ancora 10-0 per l'Udine, una partita molto combattuta. L'Udine sta continuando ad attaccare rispetto alla partita giocata sempre con il Ruggers Tarvisium in cui l'Udine aveva perso. Oggi devo dire che è un'altra storia, i ragazzi stanno dimostrando veramente tutto il lavoro fatto fino ad oggi. Siamo positivi, continuiamo ad andare avanti così, speriamo bene, ci riaggiorniamo più tardi in caso di modifiche di punteggio. Benissimo, grazie Martina, grazie al Rugby Udine. Passiamo subito alla Serie A, prego Marco Stantini. 18 minuti in questo istante di gioco nel corso del primo tempo, sempre 0-0 al Friuli tra Udinese e Verona, più Verona dell'Udinese in questi primi minuti di gioco, anche se Di Natale al sesto su punizione ha sfiorato, come si dice, il 7 alla sinistra di Benussi, tanto Benussi ex giocatore dell'Udinese perché quest'anno gioca a Verona. Ripetiamo, 18:34 in questo istante, 0-0, l'Udinese però deve un attimo scrollarsi di dosso alcune situazioni tattiche a centrocampo. Il Verona si è fatto più pericoloso, però la partita è ancora lunga. Le altre partite in programma, ricordo, Genoa-Roma ferma ancora sullo 0-0, idem per quanto riguarda Parma-Cagliari. Siamo in chiusura, o si stanno per chiudere i primi tempi sia della Serie D che dell'Eccellenza, e allora andiamo a vedere quelli che sono i risultati della Serie D. Girone C, Alto Vicentino Giorgione 0-0, Cras Repen Bianco Scudati Padova 0-1, Legnago Dro 1-0, Montebelluna Arzi Chiampo 0-1, Mori Santo Stefano Triestina 1-0, Sacilese Clodiense 0-0, Tamai Fontana Fredda 0-1 e giocata ieri la Fenadora, scusatemi, Belluno 1-1. Questa era la Serie D, andiamo a vedere subito l'Eccellenza, le giornate di quest'oggi. Ricordiamo, siamo all'ultima partita del girone d'andata sia per la Serie D che per l'Eccellenza. ISM Gradisca, Chions ISM Gradisca 1-0, Gemonese Oltre 0-0, Lumignacco San Vitese 1-1, Manzanese Tolmezzo 0-0. No, fermo lì GP perché c'è un aggiornamento arrivato adesso, 0-1 questo risultato. Quindi Manzanese Tolmezzo 0-1, Torre Cerlis Muzzane 0-0, Tricesimo Vesna 0-0, Monfalcone Cordenos 0-1 e Virtus Corno Zaule 2-0. Vi ricordiamo ancora per 3/4 d'ora che possiede. E poi le sovrapposizioni le faccio io. Esatto, ma è la tua Vedi che vicina. ritorna tutto. Tu mi fai confondere. Poche volte in vita mia mi sono confuso come vicino a una donna come te. Allora ricordiamo il gioco, le partite, Il gioco 1 per 2. Sì, si vincono 3 bottiglie di Chardonnay e 3 bottiglie di Montepulciano di Belluno. Di Belluno, esatto, che è qua dietro, perché l'Abruzzo l'abbiamo D'Abruzzo, lasciato perdere. scusate. Adesso andiamo, c'è il famoso Montepulciano di Belluno, il famoso Montepulciano del Cadore, no? Perché c'è questa zona in Cadore chiamata Montepulciano che assomiglia molto all'Abruzzo. Montepulciano d'Abruzzo prodotto dalla cantina Tollo, etichetta Pascià. Perfetto, brava. Allora Alice, tu, in queste due partite, dacci il tuo pronostico. Dunque abbiamo Genoa-Milan, il tuo pronostico? Genoa-Roma abbiamo. Genoa-Roma, vabbè, va uguale. Ma allora loro due proprio si contagiano. Sì, veramente, oggi. Contagiati a manetta. Sì. Alice, no, non si accettano suggerimenti dalla tribuna, eh? Allora, Genoa-Roma. Sì. Sì. No, Sì. 1 X o 2, no? Sì. Sì. Sì, cos'è? Sì, quello che sarà, sì. Sì, Ha ragione, Perché è sarà, un'opzione. E Udinese-Verona? sarà? Udinese. Quindi 1. Sì, 1. E Genoa-Roma? 1. 1. Quindi 1 e 1. Guarda che Perché lei è juventina, per quello ho detto 1. sei juventina? Oh. Doveva avere un difetto, doveva avere un difetto, è così bella. Applauso, applauso. Perfetta, no? Guarda la miseria. Invece la nostra Abbiamo No, no, prego.
Abbiamo un collegamento. Sì, allora, il collegamento però, Omar, dicevi? No, noi abbiamo chiesto alla nostra amica cantante se Lupacchiotta o Aquilotto. Lupacchiotta, da Magica. A Roma. Magica, Te l'ho detto prima Magica che il Roma nostro del Robby ci avrebbe Pupone. richiamato al pareggio. Ah, vedi? benissimo, al pareggio. E allora, pronti via, secondo tempo? No, fine primo tempo, Robby? Fine primo tempo, 1-1, infatti mi l'aveva chiamata la Gemma, ha detto ti richiamo prima che facciate il secondo gol, il primo gol, quindi cose pareggio. Niente, subito dopo l'1-0 loro abbiamo rischiato un raddoppio, per dire la verità, con un gran tiro da 40 metri di Sean. Il portiere nostro era un po' alla porta, fosse stato lo specchio della porta, avremmo beccato il secondo gol. Dopo un paio di minuti tiro di testa di Godeas a fil di palo, dopo una grande azione di Godeas in profondità per Bardini che ha fatto un gran gol. Devo dire la verità, un bel primo tempo da parte nostra, forse avremmo meritato qualcosa di più, però legge del calcio, vince chi fa gol e quindi... Ascolta, una cosa che secondo me interessa moltissimo agli ascoltatori riguardo a questa partita. Sono pronte le castagne? Vado mangiando un paio e poi ve lo dico. Sicuramente sì, perché avevo ricominciato ben prima dell'inizio della partita. Sicuramente sì. Perfetto, grazie a Robby Pesentin. Quando ci vediamo? Quando venite a trovarci qua? Quando giocate in anticipo lo sai che non possiamo venire la domenica pomeriggio, è difficile. Io riesco a sdoppiarmi e vado a Casarsa, ma mi è difficile venire a Monfalcone, capito? Quindi avremo quelle tre Ci vengo io a mangiare le partite. castagne, se non è un problema. Assolutamente sì. Ti mando Te le Eva a mandi mangiare le via castagne. essere, Gemma. Sì, vabbè. Vuole Gemma, Vuole Gemma. Ma io... Ah, non è una zecchiera? No, vabbè. Boh. Non si capisce, ma non importa. Robby, grazie, ci sentiamo dopo. Grazie a voi, a dopo. Ciao, ciao. Questa è una trasmissione strana perché Gemma con gli inviati non si sa bene come, perché ha un feeling particolare con gli inviati sui campi. No, il fatto è, devi sapere, io sono simpatica perché mi sentono al telefono, non mi vedono, quindi mentre Eva, il nostro Robby, non l'ha vista perché lui, mentre lei è in diretta, è giustamente allo stadio. Pensa se ti vedessero anche. Pensa quanta simpatia. Secondo chiedi, com'è carina la ragazza? È simpaticissima. Così Lascia come stare al solito. che sei una donna splendida. Dimmi, Gemma. Sì, certo. Guarda che prima era risultato, quando te la do. Nel senso... No, ma tanto anche, No, anche se fosse vero, sai che io oramai non pratico più da anni, quindi non è quello il problema. Prego. Sì. Non so se, siccome non ti stavo ascoltando, non so il tuo risultato Virtus Corno Zaule. 2-0. No, è 3-0, quindi. Vabbè. Ecco. Allora ha segnato proprio alla fine del primo tempo e quindi aggiorniamo. Ecco, dicevi Omar? No, dicevo, c'è stata una pericolosa azione del Verona. Christodopoulos è entrato in area di testa a mezza altezza, ha deviato una bella palla in cui ha colpito Ertò, ma è stato molto bravo Karnezis con un colpo di reni a deviare la palla poi in calcio d'angolo. Dunque il Verona si è fatto ancora più pericoloso in questo momento. Parlavo anche con Antonello, un Toni che magari è lento nelle manovre ma è sempre pericoloso, e un buon Nico Lopez che sta recuperando palloni a centrocampo e servendo perfettamente il suo compagno di reparto. Ripetiamo, 25 in questo momento di gioco, 0-0 a Udine, c'è un calcio d'angolo per il Verona. A te Giovanni. Ecco, come diceva Omar, appunto il Verona che si sta facendo pericolosa. Allora abbiamo questa bellissima ragazza in studio, Alice Paci, ricordiamo che è Miss Blue Mare Friuli Venezia Giulia 2014. Adesso cominciamo a fare delle domande molto interessanti. Ad esempio, attenzione, no, niente, Toni è Ecco, abbiamo parlato adesso proprio di Luca Toni. Luca Toni, esatto. Ancora una volta l'Udinese è deficitaria per quanto riguarda le palle alte, pur sono tre difensori centrali di quelli alti. Toni si è inserito molto bene, seppur pressato da Widmer, colpo di testa, la palla ha sfiorato il palo, Karnezis in questo caso non ci sarebbe arrivato, e ripetiamo, un Toni che sarà lento a 37 anni, quello che vuoi, però, anzi 38 perché è della mia classe, è lento, però sono di quelli che, ragazzi miei, quando gli dai la palla al piede inquadra la porta, sono volatili per diabete. Esatto. Io volevo ricordare che l'anno scorso Luca Toni a Udine ne ha messi 2, l'anno scorso abbiamo perso 3-0, quindi aspetta, tocchiamo qualcosa, la chitarra qua. Senza contare che poi quando una squadra è deficitaria nelle palle alte sono infatti l'ho detto. Ecco, l'Udinese azione in avanti. In questo periodo si va a beccacce. Allora Alice,
domande importantissime sulla tua carriera di modella, comunque del fatto che sei diventata una miss. Sì. A casa tua si festeggia Santa Lucia o Babbo Natale? Babbo Natale. Babbo Natale, quindi ieri non è arrivato niente? No, ieri no. Niente. Ma ti eri ricordato di mettere l'erbetta per l'asinello fuori da casa? No. È per quello che non è La arrivato. metterò il 24 sera. Ma lì devi mettere tanta roba perché questo arriva con l'asinello, questo arriva con 6, 8, 12 renne, tanta roba lì, no? Metterò abbastanza. Ma e come festeggiate il Natale da voi? Rimaniamo a casa, la famiglia riunita, e c'è il pranzo di Natale, il cenone del 24. Ah, quindi fate questo e quello? Sì, tutti Ma questa è una domanda importantissima. Al pranzo di Natale si mangia quello che è rimasto al cenone la sera prima o tua madre deve diventare matta a cucinare avanti? Diventa matta e cucina tutto da capo. Allora un applauso alla mamma di Anni per cortesia, perché sì, alla fine le feste di Natale per certe donne sono degli incubi, no? Diventano, no? Perché invece di festeggiare sono lì in cucina ore e ore e ore, no? Anche perché la mamma deve cucinare, perché Alice guarda i gatti e i gatti girano nel sole, mentre il sole fa l'amore con la luna. E il mendicante Arabo ha qualcosa nel cappello, ma è convinto che sia porta fortuna. Non ti chiede mai pane e carità, e un posto per dormire non ce l'ha. Ehi, ma tutto questo Alice non lo sa. Calcio di rigore per la Roma. Attenzione, calcio di rigore per la Magica. C'è un calcio di rigore per la Roma a Genova. Facciamo vedere in telecamera così ci tirano il buttone. No, Maurizio, per l'amor di Dio. Ci fanno un mazzo così. Ci sparano. Genova-Roma. Sì. Ecco, noi, allora, Quindi adesso C'è stato un fallo di su Niangolan. Guarda che adesso lo vedremo ovviamente, vediamo, perché qua siamo leggermente vediamo. in ritardo. Adesso c'è il contropiede del... Qui siamo ancora indietro di 36.000 secondi. sì, purtroppo lo streaming lo streaming, è già così. Ecco Comunque c'è il contropiedi Niangolan. di cui parli, eccolo lì. Racconta Omar. Vediamo l'azione, c'è Prego. questa azione di contropiede della Roma, sta entrando in area, vediamo Niangolan, esce Perin, calcio di rigore. Ed espulsione. Vediamo, in teoria espulso anche Perin che e ha infatti espulso atterrato, Perin. che ha atterrato il C'è portiere. proprio dei telespettatori che se ne frega, nel no, senso che stavamo la facendo un contatti servizio sul tablet. a Udine Langue la partita, ancora 0-0. C'è Genoa-Roma nel nostro Allora ricordiamo gioco. Genoa-Roma, calcio di rigore, adesso la partita è ancora ferma perché stanno discutendo e via dicendo, ripetiamo Genoa-Roma, calcio di rigore che c'era, va detto, per la Roma, Perin espulso, dunque in 10, adesso entrerà il secondo portiere del Genoa e ripetiamo, col pareggio della Juventus che non ha approfittato della partita in casa con la Samp, si riapre il discorso. Però anche qua l'espulsione. Mi fermo un attimo sì. perché sentiamo la Gemma che forse ha qualcosa di importante. No, non era importante in questo Allora, caso. Era... prosegui, Antonello. Sì. Anche in questo caso c'è l'interpretazione dell'arbitro sull'espulsione o meno del portiere, perché bisogna capire quando è realmente chiara occasione da rete. Ma lì l'aveva saltato. No, però vedi, ci sono altre partite nelle quali è successo domenica scorsa, ve lo dico perché è successo domenica scorsa a Trieste, a parte di Aic. medesima situazione, l'arbitro ha ammonito il portiere, d'altronde il portiere non si può volatilizzare, cioè a un certo punto... Gol! Gol Attenzione, Gol gol dell'Udinese. di Natale. Di Natale la continua a Di mettere Natale ha dentro solo portato in lui. vantaggio. Attenzione perché la Roma ha parato intanto il rigore della Roma. Il portiere di riserva appena entrato. Il portiere che è appena entrato la Manna ha parato il rigore agli Aic. E dunque ancora 0-0 a Marassi, ma quello che conta Di Natale di testa si è inserito come sempre. Tolgo l'auricolare perché sennò non sento più niente. Vorrei dire di Natale di testa. 200, 201. 201 per lui. 200 era due domeniche fa. Quindi bene l'Udinese, vediamo Allora, l'azione. dicevamo, l'azione c'è sulla questo sinistra. cross di Pasquale. Di Natale si è inserito molto bene nella sì, difesa grande, scaligera e di testa ha battuto Benussi per il gol del vantaggio. Dunque 31esimo del primo tempo, Udinese 1, Verona 0. Fino a questo punto il Verona stava giocando superiorità numerica a centrocampo, ma come sempre, lo ripetiamo per l'ennesima volta, il calcio non è una scienza esatta e Opalla ci ha messo lo zampino. Dunque Udinese
Anzi, di Natale 1, Verona 0. Scusa GP, ma in tutto questo la Roma ha segnato o no? Perché... No, non ha segnato. Tra l'altro cosa il portiere l'ha parata anche molto bene. Molto bene. Molto Pensa bene. che è entrato molto freddo, bene, perché era sì. stato appena espulso. Molto bene, ho visto adesso il rigore. Vedi, torniamo a quello che io dicevo con Chiara Casarsa, no? Come è successo a Milano con l'Inter, in questo caso l'Udinese ha avuto quella cosa che Chiara è molto bella. Questione di... Intelligenza? No, il culo. Hai capito? Ecco, questo. Perché la partita l'ha fatta al Verona, ha segnato l'Udinese. Non è che l'Udinese ha il lato B, l'Udinese ha Di Natale, che non è poco. No, assolutamente, no, ma ovviamente No, sì. nel senso è stato bravo Di Natale, un altro sopposto, vabbè, chissà cosa ha Si combinato. scherza, si ridà attenzione del Verona in avanti, ovviamente adesso il Verona accentua ulteriormente la sua caratteristica offensiva, che già era tanta fino a questo momento della partita, fino a prima del gol di Natale. Gemma. Sì, c'è un messaggio che è arrivato che mi lascia un po' perplessa. Ah, sì. Perché di Omar si parla tanto a livello alcolico e di mangiare, però di donne non è che si parli molto. Allora è arrivato questo messaggio che dice così: un affettuoso saluto Omar, ti aspettiamo, le donne di Casali Selva, sei unico. beh, saluti chiaro, a tutti di ci passo TPN, dopo. siete simpatici. Non la donna. Le donne, capito? Perché essendo che io mi chiamo Omar, come tale dovrei, anche se non sono cattolico, io sono protestante come religione, però chiamandomi Omar chiaramente devo portare avanti il mio nome, no? Quindi? Non posso averne una, scusa. Ah, perché Omar vuol dire più donne? Certo. Non lo so. Jess, a conoscenza di questo quando l'hai conosciuto? No, Di più ancora, donne? ancora non lo sapevo. Non lo sapevi? Adesso mi sta... attenzione. Che forse mi lingua, ricorda Omar? qualche altra cosa. Piano chissà che succede. Va bene. Alice, a te piace andare in giro per i mercatini di Natale, le casette, queste cose simpatiche, divertenti? Sì, molto, Sì? tantissimo. Sei già andata in questo periodo prima di Natale o devi ancora andare a fare qualche scorribanda? Ho fatto qualche giretto nei mercatini che ci sono nei centri commerciali, Ho però capito. ancora mercatini all'esterno no. In quelli delle piazze non ancora? No. Allora io adesso ti faccio vedere un servizio che stiamo girando dei servizi al Natale di Pordenone, alle casette. Qua c'è, diciamo, la persona che è responsabile dell'organizzazione proprio delle casette enogastronomiche, che non so perché a me piacciono tanto, soprattutto la prima parte. Alle 9 di sera, dove ti trascini tra una casetta e l'altra. Ma poi a me piace Eno perché mio cugino si chiama Eno, che saluto, che è di San Vito, perché è gastronomico, cosa vuoi? Ne ho già abbastanza. E allora faccio un salto ieri sera a Pordenone alle casette di Natale con Andrea Malacarte, eccolo qua al servizio. Allora in piazza 20 settembre le casette di Natale, il grande Andrea Malacarte, sviluppo territorio, c'entro anch'io. Bilancio di queste prime 2 settimane delle casette di Natale a Pordenone. Beh, direi che per le prime 2 settimane siamo veramente contenti, sento anche molto soddisfatti i responsabili delle casette, c'è tantissima gente, c'è sempre musica, ci sono sempre divertimenti, però sempre senza eccessi, senza strafare, quindi mi sembra che siano tutti veramente contenti. Ecco, il percorso del gusto che avete proposto l'anno scorso e quest'anno ha preso ancora più piede, mi sembra abbia un grande successo. Beh, questo mi fa molto piacere perché le casette di Natale sono nate con questo progetto, che è proprio quello di valorizzare e promuovere i prodotti della nostra terra come il buon vino della provincia di Pordenone. Novità delle prossime settimane, nel senso il programma, qualche chicca che succederà nei prossimi weekend. Ricordiamo, noi stiamo girando oggi che è sabato 13 dicembre, ricordiamo Santa Lucia, che è molto importante. Auguri a tutte le Lucie, sì. Assolutamente. E nelle prossimi weekend, perché oramai manca un weekend e poi è Natale. Manca un weekend, poi è Natale, quindi qui sarà sempre un crescendo, ci sarà tutti i fine settimana qualcosa, come questa sera c'è la big band, ma ci saranno sempre DJ set, ci sarà sempre musica dal vivo e la chicca finale sarà il Capodanno passato qui a Pordenone. Attendiamo 5-6 mila persone con le casette aperte, quindi potrete venire non solo a festeggiare il Capodanno ma anche ad assaggiare i prodotti tipici del nostro territorio con una grande band che è la band che fa musica italiana e poi Maurizio Solieri, il chitarrista di Vasco Rossi. Con la sua band che con insomma, la sua band, sì. non è da ridere, è una cosa molto molto bella. Quindi un grande programma e ricordiamo però Andrea che andiamo avanti qua fino al 6 gennaio. Fino al 6 gennaio festeggeremo la Befana tutti insieme con un grande evento finale e aspettiamo intanto il Natale e tanti auguri a tutti e un brindisi per Natale. Grazie Andrea, buona serata. Grazie a voi. Grazie ciao a mille, tutti. grazie. Ciao.
bene, adesso io devo fare una domanda a Gippi. Siccome ogni volta che lui lancia i suoi video lo vediamo sempre che è spasso, a bere, a mangiare, io mi chiedo perché non mi ci porti mai? Tesoro, perché tu sei utile, io sono a Pordenone, questi servizi li abbiamo girati a Pordenone, la Vieni prossima a prendermi. Sì, tanto è la strada del niente, no? Udine Ma Pordenone. sì, lo fai per una donna, vero Sabino? Un vero uomo me lo può È confermare. così bravo che ti porterà fino a Detroit. Anche Vedi? perché io un pezzettino per Eva, proprio piccolino, Fermo un piccolino. attimo perché c'è il collegamento Tamai. Pronto? No, Gippi, non riesco più a beccare. Comunque Maurizio Mazzon mi ha aggiornato sul pareggio. Ah, quindi Tamai 1, Fontana Fredda 1, ecco. Sì, adesso lo stiamo rintracciando, tra un po' lo sentiremo, Ecco, ci diciamo racconterà. Che tra poco vediamo la situazione agli inizi dei secondi tempi sia della Serie D che dell'eccellenza. Quindi rientriamo a parlare dei cavoli nostri e quindi Sabino? E quindi dicevo io per Eva, siccome non facciamo mai niente di un po' sudamericano, un pezzettino piccolino perché sono sicuro che mentre lo suono e lo canto, lei... Mi scioglierò. Lei si muove un po'. Rosalina, sto giorno in bicicletta fino a sera, chi sai polpaci poveretta e fino a sera, chissà che piedi gonfiata e Rosalina, a me piace bassottina, ma quando è sera, ti sento masticare, quando è sera, ti ammazzi con un bignè, amore mio ti voglio bene, come sei eccitante al punto che ti 90 kg ti lividi nel bontà e poi vedrai che un po' di moto ti aiuterà. Rosalina, la mia bella papallina che pedala e canta finché muore il sole, quando è sera ti sento masticare. E poi rimanendo in tema alimentare, visto che Omar parla di spezzatino, biscotto, io farei un pezzettino di altri tempi che fa così, Vediamo se me lo ricordo. Metto su gli occhiali perché la luce di Eva mi abbaglia. Spaghetti, pollo, insalatina e una tazzina di caffè, a malapena riesco a mandar giù. Invece ti ricordi che appetito insieme a me a Detroit. Guardavi solo me mentre cantavi Chinatown, l'orchestra ripeteva Shubidoo. Mi resta solo un disco per tornare qui da te a Detroit. E va, ho fatto le pazzie per te, ricordi che notti di follie noi a Detroit, spaghetti, pollo, insalatina e una tazzina di caffè, a malapena riesco a mandar giù. La gente guarda e ride, non è stata insieme a me a Detroit. Senti questo sax com'è sensuale. Sembra quasi l'anticamera della camera.
Roma è passata in vantaggio Ecco. a Genova, dunque Roma 1, Genoa 0, segno in schedina per il nostro gioco 2. Quindi al momento il gioco è 1-2, poi facciamo i conti io e te, non mi hai mai detto che è andata a Detroit con lui, eh? Io e te dopo facciamo i conti, prego Gemma. Sì, c'è un aggiornamento per quanto riguarda l'eccellenza, Manzanese Tolmezzo 1-1 e poi adesso lascio la parola al nostro Maurizio Mazzon. Allora Maurizio, a Tamai è successo qualcosa, ci hai già aggiornato e quindi adesso com'è? Può essere pericoloso lasciarmi la parola adesso perché il Tamai ha pareggiato su un gol viziato da un evidente fallo su un altro in mezzo al campo e subito dopo l'azione susseguente con Gargiulo lanciato a rete, è stato steso dall'ultimo uomo davanti al portiere e l'arbitro inspiegabilmente non ha fischiato, il guardialine inspiegabilmente non ha segnalato, una manica di incompetenti. Benissimo. Io spero che stasera poi, siccome c'è anche Telepordenone qua, le immagini verificheranno l'incompetenza totale di questi uno da Ancona, uno da Forlì, uno da Bologna, possono mandarli per trovarli così, perché possono mandarli anche da più vicino. Su questo ti do pienamente ragione. Già l'anno scorso discutevamo sul fatto di far arrivare gli arbitri di Serie D veramente da città d'Italia lontanissime. D'altra parte Devono giustificare i 20.000 euro di iscrizione, sì. No, poi il bello, Maurizio, se permetti, no? Il bello è che sai benissimo che quando si va a giudicare anche nelle cronache dei giornali e non solo, le partite dei direttori di gara, quando c'è la terna è un discorso, quando c'è un arbitro solo devi usare due metodi di giudizio ben diversi, perché chiaramente però il bello è che appunto nei dilettanti, in particolare in Serie D, c'è una preparazione ben specifica per seguire la linea dei movimenti e gli assistenti in un certo senso devono stare molto più vispi per quanto riguarda l'intervento dei direttori di gara. A volte secondo me proprio non si capiscono fra di loro come interpretare il regolamento, perché vedi bandierine alzate, l'arbitro fa correre oppure fischia, il guardialine alza, cioè tutto è un po' così, ma d'altronde sai la vocazione è questa, dobbiamo Tutto quello che si vuole, ma il regolamento però dalla Serie A alla terza categoria è uno solo e va interpretato tutti nello stesso modo, sennò diventa come la legge italiana che uno... Però se ti ricordi, e poi chiudiamo, scusa Maurizio, se ti ricordi a Rivignano, nella finale di Coppa Italia che avete giocato voi contro l'ISM all'epoca, si infortunò un guardialine, la partita fu sospesa per 30 minuti e diresse l'incontro l'arbitro da solo insieme a due dirigenti che facevano da guardialine come vecchia maniera e l'arbitro fece veramente una partita eccezionale da solo con due dirigenti che facevano i guardialine nella finale di eccellenza di Coppa Italia. Benissimo, Maurizio. Io dicono che sono sempre un contestatore, però dico che con 3 arbitri vuol dire che problemi moltiplicati per 3. Ecco, anche questa non è male. Allora ci aggiorniamo più tardi, grazie Maurizio, quindi un po' di polemica a Tamai, stasera naturalmente su Teleporderone le immagini e proseguirà la polemica credo. Prego Gemma. C'è un altro aggiornamento per l'eccellenza, oggi la Virtus va veramente alla grande, ha segnato il quarto gol. Ecco, allora adesso diamo gli aggiornamenti quando sono più o meno passati... Abbiamo parlato, scusa Giovanni, Prego. abbiamo parlato del diavolo e spunta alle corna. C'è un'azione adesso del Verona, la palla era nettamente fuori, l'assistente di linea era esattamente a 26 centimetri, non è riuscito a vedere il pallone fuori. Beh, ma anche domenica scorsa ha dato... Scusami, nella partita col Milan ha dato prova agli assistenti di linea che proprio sono di una scarsità inenarrabile, voglio dire, sei lì come fai a non vedere la palla se entra, non entra in porta Ma o gli se fanno una passa. visita oculistica prima di fare No, ma poi gli arbitri di porta sono i primi arbitri, nel senso i primi arbitri a rotazione vanno a fare l'arbitro di porta, mentre gli assistenti, ovvero sì, i vecchi guardialine, fanno solo quello, il guardialine, mentre gli arbitri di porta sono veramente i primi arbitri, che a volte vengono messi invece che a dirigere la partita sulla porta. Dicevo, diamo gli aggiornamenti dopo il primo quarto d'ora del secondo tempo per quanto riguarda Serie D ed Eccellenza. Alto Vicentino Giorgione 0-0, Cras Repen Bianco Scudati Padova 0-1, Lignago Dro 1-0, Montebelluna Arzicampi 0-1, Mori Santo Stefano Triestina 1-0, l'unico risultato sullo 0-0 è ancora Sacilese Clodiense 0-0, Tamai Fontana Fredda abbiamo appena sentito Maurizio Mazzoni 1-1. Attenzione, è sempre Luca Toni, proprio a pochissimi secondi dalla conclusione del primo tempo Luca Toni, lasciato incolpevolmente indisturbato, si è girato e ha avuto il tempo di battere con un missile terra-aria
l'incolpevole Carnesis, e dunque proprio a Ecco, lui ha fatto 8 secondi 300 gol per lui. Ecco, oggi è la 300 festa gol di dei, Toni, a festa dei di numeri. tutti Vediamo oggi. ancora una volta Nico Lopez, vedete, sì, guarda come si è girato. Guarda che io velato bene. sì, vabbè, però grande animale d'aria. però lo Sì, non ripeto, c'era i nessuno difensori che- guarda come li ha bevuti. Se li ha bevuti Beh, ma come- qua è la grandezza di un sì, attaccante che ha un'esperienza. ha fatto ragazzi. Io cosa ho detto prima? Cosa abbiamo parlato Antonello prima? Io Abbiamo detto infatti che prima Toni avevo si gira male, però avevo ricordato l'anno che scorso l'anno ce ne ha scorso ha piazzati fatti due. Sta di fatto che Luca Toni ancora una volta ha dimostrato di essere un grande animale d'area di rigore, Sì. però la difesa dell'Udinese ancora una volta dimostra di non essere un animale da Serie A. Diciamo che era nell'aria perché il Verona per tutta la partita ha mantenuto più l'aspetto offensivo rispetto all'Udinese, che invece a parte quello di Natale ben poco ha fatto. Finito il primo tempo ad E non Udine, è colpa dell'arbitro, attenzione. Perché è colpa dell'arbitro? No, perché da 2 domeniche continuano sempre a insistere Ah, che colpa dell'arbitro. Non è colpa dell'arbitro. No, vabbè. Gemma, prego. Sì, stavi aggiornando la Serie D. C'è un aggiornamento quindi in Serie D per quanto riguarda la Sacilese. E Pier allora Antonio abbiamo Stella. subito a Sacile, l'unico risultato fino ad ora solo 0-0, invece cosa è successo? Invece Giovanni Sacilese in vantaggio Benissimo. al quarto d'ora del secondo tempo, gran gol di Sottovia che raccoglie un passaggio filtrante veramente millimetrico di Boscolo Papo, si presenta a tu per tu con il portiere Chioggiotto Luca Tiozzo e lo trafigge con un preciso diagonale alla sua sinistra. Per cui quando siamo qui al quarto d'ora, ripeto, del secondo tempo, la Sacilese si è portata in vantaggio, bisogna dire nel complesso un vantaggio meritato, visto che la squadra di Zeronelli aveva sfiorato anche nella prima frazione più volte il vantaggio. Poi all'inizio di ripresa, pericolosa a dire il vero anche la Clodiense, con Santi che si è praticamente presentato a tu per tu con il portiere liventino Favaro, bravissimo a chiudergli lo specchio della porta in uscita. Sembrava, ripeto, una Clodiense in leggera ripresa in questo inizio di ripresa, e invece ecco qua la zampata, Boscolo Papo precisissimo per Sottovia che scatta sulla filo del fuorigioco e, come ho detto, non lascia scampo al portiere Granata. Di conseguenza per ora si sta maturando una vittoria importantissima per la Sacilese qui il 25 aprile, che con questo risultato, ripeto, qualora ovviamente riuscisse a conservarlo fino alla fine, si porterebbe a soli 3 punti dal terzo posto occupato dal Belluno. Benissimo, benissimo, grazie. Altro aggiornamento, Triestina ha pareggiato 1-1, gol di Bedin da 25 metri nel 7, quindi dall'errore di Bedin che ha causato il gol dell'1-0, il pareggio dello stesso Bedin, che come ricordavo è uno dei 2 acquisti che arrivano da Padova. Bene. Perché sono 2 giocatori che oggi hanno esordito anche, che arrivano da Bene, allora ribadiamo i 2 risultati che sono cambiati. Appunto Sacilese Clodiense aveva appena finito di darvi il 15° del primo tempo, al 15° la Sacilese va in vantaggio con la Clodiense, subito dopo a Santo Stefano la Triestina pareggia con la Moris Santo Stefano per 1-1. Intanto si sono conclusi anche le partite, i primi tempi della Serie A, Sì. oltre a Udinese Verona ferme purtroppo per noi sull'1-1. Ricordiamo le marcature di Natale al 31esimo e di Luca Toni a 8 secondi dal tè, e poi la Roma che sta conoscendo a Genoa per 1-0 col Genoa in inferiorità numerica dalla mezz'ora del primo tempo per espulsione di Perin, mentre a Parma è ancora reti bianche fra Parma e Cagliari. Ecco, vediamo il 15° anche per quanto riguarda i campi dell'eccellenza. Chion CSM Gradisca 1-0, Gemonese Oltre 0-0, Lumignaco San Vitese 1-1, Manzanese Tolmezzo 1-1, Torre Ciarlis Muzzane 0-0, 13° Vesna 0-0, Monfalcone Cordenons 1-1 e Virtus Corno Zaule 4-0. Voglio ricordarvi che avete ancora 10 minuti per giocare al gioco 1x2, 1x2 che in questo momento vede cambiato di nuovo il segno, perché Udinese Verona è diventato X, era 1 e invece Genoa Roma è 2. Naturalmente ci sono sempre queste bocce di vino da portare a casa. Da portare a casa, Ecco. il mangiare lo prepara Gippi se vincete qualcosa. Esatto. E noi ci autoinvitiamo. Deve vincere una Ricordiamo Giovanni che per chi vince il segno per 2, cioè per Udinese Verona 2, gli arriverà a casa una confezione di olio di ricino. Esatto, Esatto. perché mettere 2 vuol dire gufare. E gli amici del Pascià hanno realizzato anche un bel messaggio di auguri di Natale per tutti voi che ci seguite e per tutti voi che naturalmente frequentate, pensate, ben 13 punti diversi, 13 bar, ma non sono solo bar, sono proprio punti di aggregazione dove andare a stuzzicare qualcosa, a fare l'aperitivo, a passare delle belle E serate. noi ci andremo ovviamente. E tu non ci sei mai andata, io ci vado sempre, Ci in tutti, vai sempre, non mi ci tutti i porterai. 13, non in tutti i 13, ma in tanti. Allora eccolo qua, gli auguri di Natale della catena dei Bar Pascià, eccolo qua.
E anche quest'anno è arrivato il periodo delle feste e noi del Pascià Group vi invitiamo a trascorrere insieme a noi momenti di gioia e divertimento. Pascià a Pordenone in via Galilei. Venite a provare la nostra pizza, un impasto unico, prodotti di altissima qualità per una varietà di pizze incredibili. Una sala fumatori dove potrete anche mangiare e tutte le partite in diretta su diversi megaschermi. E per il periodo delle feste vi offriamo il nostro impareggiabile mirtillino. Pascià Azzano X, giovane, divertente, allegro. Ogni domenica sera l'aperitivo lungo, buffet gratuito. I migliori DJ a rotazione, la diretta su Radio Fantasy. Pascià San Vito al Tagliamento, per vivere splendide serate con i DJ più e le migliori band. E poi la sala slot con i giochi più divertenti. Il giovedì da Leoni, il giovedì sera con la musica più bella. Il sabato sera le serate a tema per un grande sabato, in diretta su Radio Fantasy. Pascià Casarsa, con tutte le partite in diretta sui megaschermi e poi tutti i servizi, una splendida sala slot con le ultime VLT e i giochi più recenti e ottime specialità da gustare in compagnia. Le feste passatele con noi. Pascià Group e buone feste a tutti. Bentornati all'altra domenica. L'abbiamo visto che io ho preso le sembianze di Evo, io mi chiamo Evo e lei si chiama Eva e ha avuto Scusate. un piccolo colpo di tosse e io ho preso in mano La situazione in realtà mi ha fatto ridere e quindi sono dovuta scappare. Io avrei una richiesta per lui, siccome so che è un grande artista. Ma cioè, sentite che richiesta ha, cioè, la vedete? Sentite che richiesta. Vorrei ascoltare la canzone Non ho l'età. Ma stai scherzando? No, mi piace da morire, ti giuro. L'ho ascoltato da piccola. Gigliola Cinquetti? No, io voglio sentire la domenica andando alla messa. No, non ho l'età. Che tristezza. Non ho l'età per amarti. Non ho l'età per uscire. Sì, è come l'osteria. Sola con te. Però sai Eva, io pensavo una cosa, siccome mi piace contaminarmi, vorrei contaminarmi anche con Jess e vorrei fare un fuori programma, fuori dal programma. Vieni qua Jess, dai, vieni qua un attimo, dai. Che facciamo? Dedichiamo una canzone. Siamo in famiglia qua. Dedichiamo una canzone ad Eva perché Eva ha una femminilità mostruosa e che tu sicuramente conosci, ti do il microfono, è quella che fa. L'ho capito. E se domani io non potessi rivedere te, mettiamo il caso che ti sentissi stanco di me. Quello che basta all'altra gente non mi darà nemmeno l'ombra della perduta felicità. Se domani e sotto il mio sé all'improvviso perdessi te, avrei perduto il
questa cosina era per confermare, se per caso i telespettatori avessero dei dubbi sulle capacità canore di questa ragazza, che è veramente bravissima. Comprate il CD, comprate il CD. Io non l'ho comprato, ma me l'hanno regalato. Giuro. Me l'hanno regalato. Che poi giuro, le persone sanno che io dico sempre la verità, sono in trasmissione, ma la dico sempre, che non avevano provato, è stata proprio una tua mutade qua, no? Come sempre, l'altra domenica è così. Anzi, io vorrei aggiungere una cosa importante. Intanto devi fare dei saluti, se no ti fanno un mazzo così. Non sto scherzando, intanto volevo salutare la tavernetta di San Quirino e i tuoi amici che ci seguono. E il Civico 3. Ma ascoltate bene quello che vi sto dicendo. Io sono un matematico e se conosco 100, se ho 100 amici, se conosco 100 persone e 50 persone di queste 100 mi dicono: ah, ma che bello, vi divertite, vi seguiamo in televisione, su Telepordenone, in diretta, significa che la temperatura di questa trasmissione sta salendo e noi siamo contenti, vero Sì, Gipi? assolutamente. L'ascolto di questa trasmissione sta salendo e non sto scherzando. Grazie anche a tutte le stronzate che diciamo e soprattutto alla serietà degli ospiti, partendo proprio da Omar. Omar che è l'unica persona seria in mezzo a noi, che questo è vero. Ma questa è una voce scusa Antonello, io ripeto quello che ho già detto domenica scorsa. Io da lunedì al sabato faccio il giornalista televisivo, faccio l'assalto a Fort Apache sul territorio, rompo le scatole ai politici, dico quello che penso, faccio il serio. La domenica invece, seguendo il calcio, mi diverto, anche lo sport in generale, e mi piace stare in compagnia e in allegria di voi e dei nostri telespettatori e dei nostri amici silenziosi. Anche perché delle trasmissioni troppo serie ne abbiamo veramente le palle, basta. Fermi Fermi che abbiamo un momento serio perché c'è un collegamento. Prego Gemma. No, non è un momento serio. Io vorrei che Maurizio, che ho al telefono, mi dicesse la stessa cosa con la stessa intensità. Maurizio? Sì, la stessa cosa con la stessa intensità. L'arbitro, dopo un quarto d'ora di insulti, è riuscito a regalarci il calcio di rigore che prima non ci aveva dato. Ma vedi che a forza di insultarlo qualcosa si ottiene, altro che. No, qua il problema è un altro. E vuol dire che ha sbagliato 2 volte e quindi probabilmente non è in grado di arbitrare una gara di calcio. E quindi? E quindi il ritorno raddoppiato, siamo 2-1 per noi. Perfetto, benissimo. Grazie Maurizio. Ma nelle immagini di stasera ho sentito, ho già chiamato il tecnico, mi hanno detto che hanno cancellato però il rigore. Che non ti sente, sennò veramente prende la macchina e viene qua Maurizio Mazzoni. Solo un secondo, Prego. ha parlato di tecnico, noi di solito parliamo di Gemma che è dietro le quinte, nessuno la vede e io ho già decantato le sue doti a livello proprio di femminilità, che è una roba così. Ma noi abbiamo anche un regista che Enrico che è bravissimo, Che a livello di bravissimo femminilità ed è meglio di me. A livello di femminilità è un bellissimo ragazzo e ha qualcosa del lupo. Prima o poi lo dovremo inquadrare perché ha questi Pelo o basettoni, cioè secondo me Il pelo O il tipo vizio. Wolverine. Il lupo perde il pelo e il vizio che c'ha? Vizio, pelo, che siete romani. non so che però devo fare, ecco. Sì, un applauso a tutto lo staff tecnico. L'altra domenica di Telepordenone, non solamente a Maurizio, Enrico, la Gemma che sono qua, ma anche a tutti gli altri amici a Pordenone e in giro per le altre sedi. Siamo sempre più grandi e questo ci fa onore e naturalmente piacere. Tornando al discorso degli ascolti, io volevo ringraziare le oltre 22.000 persone che in settimana sono soffermate sulla nostra pagina Facebook e hanno cliccato sui nostri video. Siamo arrivati sui 22.300 e rotti da lunedì scorso a questa mattina, perché questa è la pagina, e io credo che è una trasmissione locale che ottenga 22.000 e passa visualizzazioni sulla pagina Facebook sia, e soprattutto tantissimi anche messaggi. Grazie devo dire anche a Eva, perché da quando è arrivata lei diciamo che l'ascolto e non solo si è impennato, voglio dire, quindi ecco, sì. È anche vero che c'è dietro un lavoro di produzione di questi video, perché Giovanni mi posta più o meno ogni settimana una quindicina di video, più o meno, ogni settimana. Sì, perché dov'è il concetto per farsi Tra lunedì e vedere martedì ancora le di più, pagine chi non sono può vedere piene. 3 ore di trasmissione non va a vedersi 3 ore di trasmissione Quindi su Facebook, il sunto. e noi dividiamo in pezzi più Bello, carini piccoli e video. facciamo le videoclip. Questo è il giornalista, è E poi tu l'uomo. non sai che mi ha anticipato una cosa per aumentare le visualizzazioni su Facebook, metterà il palo della lap dance, non so chi lo userà, ma
Siete avanti Allora, qua. tra poco i nostri amici devono tornare a Roma e io direi che per E GP, salutare... prima di salutarli, visto che il messaggio riguarda proprio Jess, Sì. lo leggo. Dice: la ragazza bionda che ha appena cantato, appunto Jess, complimenti, hai una bellissima voce. E poi un bacio al mio tato firmato Martina. Ci sarebbe Luca, alias Luca. Vedi, io volevo sottolineare Bello. questa cosa perché sapevo che sarebbe arrivata in un'altra maniera. Certo. Ecco, l'improvvisata, il live, secondo me è una bellissima voce e quelle 4 note e quella canzone che è un classico della musica Sì. italiana sicuramente avrebbe avuto un effetto positivo. Meno male, sono contenta, ringrazio l'ascoltatore. Grazie. Anche se Però io mi il pianoforte aspettavo al nella sassofono. canzone che entrasse lui, poi con la chitarra e col caon, invece no. È una canzone molto, molto lenta, molto No, romantica. è e un'idea, sentita. Fabio, è un'idea. Chi lo sa? Chi lo sa? Potrebbe. Un pezzettino. Chi lo sa, chi lo sa. Vabbè, Però io volevo fare anche i complimenti Certo. al nostro pianista e al sassofonista, ragazzi, un applauso. Sono veramente Ma loro, bravi. Sì, veramente loro bravi. grandi. siamo sempre a loro, diciamo, loro vengono spesso qua da noi proprio Sono bravi. perché riescono sempre a creare delle atmosfere incredibili. Ha avuto che è ricominciata la partita Sì, Omar. si gioca da poco meno di un minuto, palla subito per il Verona, l'Udinese attende, adesso sta entrando in Attenzione, area Luca Verona Toni. avanti, mamma mia, Dai, due. gol. No, ha segnato, scusa, Lazzaro. L'Udinese va sotto. Cristo Duropoulos per la precisione, perché tanto hanno i numeri che io qui non so, i nomi sono sbagliati ed è Cristo Cos'era Duropoulos. un'imprecazione? No, è un giocatore greco, Cristo Duropoulos. arrivato quest'anno a Verona. Cambia purtroppo il risultato al Friuli dopo nemmeno un minuto di gioco della ripresa. E a me sembra che qua c'è il primo errore di Carnezzis. Gli è E passata infatti sotto le gambe. Primo errore Gli del è passata campionato del sotto le gambe, portiere. però ancora una volta il Verona si sta bevendo completamente la difesa dell'Udinese sì. Qua non senza l'ha capire chiuso. dove è il centrocampo, perché stiamo cercando lumi. Adesso magari se qualcuno alla protezione civile vuol darci qualche informazione, perché l'Udinese è smarrita a centrocampo e il Verona, possiamo dirlo, meritatamente conduce adesso 2-1. La cosa preoccupante è che Carnezzis ha fatto il primo errore, perché se Certo, comincia la cosa lui più a preoccupante, cedere... la cosa ancora più preoccupante è che non giochiamo contro l'Inter. Ecco, una cosa, questa è la E cosa. noi, infatti, noi cioè, i 3 punti all'Udinese li diamo sempre, tutti gli anni. A volte anche 6. A volte anche Giusto per Beh, insomma, ripartire. credo che il Verona quest'anno sia leggermente più squadra dell'Inter. Sì, secondo me sì. Ma giusto leggermente. Bisogna vedere, Mancini deve avere tempo per lavorare. Allora dicevamo, siccome i nostri amici Jess e Fabio devono tornare a Roma, se ci fate l'ultimo pezzo musicale, così dopo possiamo salutarvi in allegria e lasciarvi andare, perché insomma lunga è la strada per andare a Roma. Long way. Che poeta che... Perché siamo stati benissimo. Vabbè, se volete restare qua nessuno vi manda via. Sì, Grazie. infatti. Qua- Il viaggio qua è fino alle lungo. 5 se volete, non è un problema per noi. Allora, intanto questa canzone è di un artista di zona, no? Eh sì, e lui è Luca Spavan. Luca Spavan, il quale vi saluta. ti saluta, fa Claudio un... ovunque, ricordiamo, grandissimo. Sì, è una Saluta. grande persona, una bella persona, ci ha regalato queste note. Fabio insieme a Nico le hanno un po' riarrangiate alla mia maniera, perché Il nostro conoscono fido chitarrista. chitarrista. E niente, queste sono le mie canzoni. Le mie canzoni non mi tradiscono mai, sanno capire guardandomi negli occhi quando sono nei guai. Sono un rifugio, la mia compagnia, leggera euforia. Abbracciami forte perché questa notte ho bisogno di sole. Quando stiamo insieme mi sento così bene. Le mie canzoni non hanno paura di me. Prendono accordi veloci come il vento.
deserto si perdono nel tempo. Potrei abbandonarmi e di loro innamorarmi. Abbracciami forte perché questa notte ho bisogno di sole. Quando siamo insieme, abbracciami forte perché questa notte ho bisogno d'amore. Sto bene questa sera, con te sarò sincera, perché sei importante, sei acqua nel deserto, tu sai sempre capirmi, adesso lo sento. Abbracciami forte perché questa notte ho bisogno di sole. Quando siamo insieme, abbracciami forte perché questa notte ho bisogno d'amore. E ancora primavera, e questa è vita vera. Le mie canzoni non mi tradiscono mai. Bellissimo, bravi, bravi, bravi. Grazie a voi. Grazie Allora, a tutti gli per esultarvi, ascoltatori. abbiamo un collegamento importantissimo, andiamo a Torre mi sembra. Sì, c'è Fabio Campagnol che finalmente mi ha chiamato, pensavo non mi amassi più, No, oggi non ti si è vuole fatto più bene, perché non sei sentire. venuta con noi a Carlino sabato scorso. Prego Fabio. Sì, allora siamo passati in vantaggio con un bel gol di Filippo. Bene, ce lo racconti? O non l'hai visto? Allora, Eri al no, chiosco? no, non sento, no. Mi sto dimenticando del male, no. No, allora, il Torre in 10. Torre in 10 per doppia ammonizione del loro difensore, il Carlino stava spingendo da un po', loro stanno facendo comunque un'ottima partita, il buon Fabbro si è truffolato, passatemi il termine, tra il difensore e il portiere, se l'è portata avanti di tacco e l'ha messa dentro. E lì si chiama esperienza, no? Di questo grandissimo attaccante. Sì. Sì. Benissimo, comunque andate via a braccetto perché nel frattempo il Monfalcone, Lo so. il Monfalcone ha chiuso la rimonta sul Cordenons, era sotto, adesso è in vantaggio e quindi continuate ad andare via a braccetto insieme, quindi voi praticamente siete salvi alla fine di questa partita. Volevo farvi una domanda perché non ho la classifica a portata di mano. Quanto manca ai 40? 2 punti. 2 punti, bene. Ma guarda che ci ha detto Gianluca Birtic sabato scorso a me e a Omar che quest'anno la salvezza è molto più bassa dei 40 punti, quindi siete salvi a 38. Non credo. Sì, guarda, voi a Carlino siete simpaticissimi, questi sono degli scaramantici incredibili, hanno uno squadrone pazzesco e continuano a raccontare la fiaba dei punti salvezza. Non è assolutamente Non è assolutamente vero, noi- d'accordo, perfetto. Allora ci aggiorniamo più tardi, grazie a Fabio Campagnol. Tante cose sono cambiate anche in Serie D, allora facciamo un riepilogo prima di fare l'ultima pausa pubblicitaria. Alto Vicentino Giorgione, pensate ancora sullo 0-0, incredibile. E invece i biancoscudati hanno fatto un bam bam a Monrupino e quindi Crassere Pen 0, biancoscudati 3. Legnago draw 1-1, a Montebelluna è successo di tutto, il Montebelluna aveva pareggiato ma l'Arzichiampo è tornato in vantaggio, quindi Montebelluna 1, Arzichiampo 2, Mori Santo Stefano Triestina 1-1, Sacilese Clodiense 1-0, Tamai Fontanafredda 1-2, Union Pro Mezzocorona 0-1, ricordiamo giocata ieri la Fenadora Belluno 1-1. Per quanto riguarda l'eccellenza, ISM Gradisca 1-0,
scusatemi, Chionsi e SM Gradisca 1-0, Gemonese Oltre 0-0, No, Lumignaco GP, scusami, sono arrivati aggiornamenti, quindi 1-0 per Gemonese Oltre. Gemonese Oltre 1-0, benissimo, vedete i campi in diretta che comodità sono. Lumignaco San Vitese 1-1, Manzanese Tolmezzo 1-1, Torre 1-2, ecco l'altro aggiornamento era questo. Quale? 1-2. Quindi il Tolmezzo sta sì. vincendo a Manzano e anche questo era un bello scontro nei primi piani della classifica. Il Tolmezzo in questo momento è in vantaggio a Manzano per 2-1. Torre Cialis-Muzzana abbiamo appena sentito 0-1. L'unico risultato sullo 0-0 è 13° Vesna. Che non è più così perché siamo a 1-0. Tutti arrivati Benissimo. adesso, Pensa, Omar, questa è la quarta sconfitta consecutiva del Vesna. Vesna ha un tracollo. Ma sì, ma io cosa 4 voglio? partite che sta perdendo. Ma io dall'inizio del campionato che sto dicendo che il Vesna sta facendo punti per salvarsi e sicuramente quando arriverà nel lido, tra parentesi, Che della già, tranquillità, perché che è ha il lido 28 della tranquillità, comincerà a mollare, come si dice, le redini. Sì, però è il stato un tracollo che ma non era una squadra. Che è iniziato poi con dei Monfalcone. Sì, ma non era una squadra accreditata per vincere il campionato, cioè, ripeto, poi l'appetito viene mangiando e questo lo sappiamo, però l'ho detto subito che questa non era una squadra su cui puntare per vincere il campionato. Però Bene. sicuramente si salva in tranquillità. Ultime 2 partite, poi facciamo una piccola pausa. Monfalcone Cordenos 2-1 e Virtus Corno Zaule 4-0. Prima di andare in pubblicità, Omar, a Udine tutto... Sì, 10 minuti nel corso della ripresa, il Verona, ripetiamo, conduce sull'Udinese per 2-1, il gol è stato messo a segno da Cristo Dulopoulos, proprio al primo minuto... Ci sta però, a Natale Cristo Dulopoulos ci sta. Ci sta. Chi vuoi che segnasse? Infatti non a caso, quando tu hai detto Lazzaris, si chiama Lazzaris Cristo perché non gli sta più neanche il nome nella maglia. Cioè, almeno i brasiliani, con tutto rispetto, hanno i soprannomi, no? Sì, esatto. Invece questi nomi lunghi greci devi stare un po' a tirare, come si dice, la cinghia e l'occhio. Sì, pronto? Sì, glielo passo subito. Non c'è più il telefono rosso, ma abbiamo un telefono molto speciale. Ok. Voleva parlare con te? Sì, dimmi Adriano. Volevo salutare anche Elisabetta e Sara. Va bene, ci fermiamo perché... Tanto entra Terò. Entra Terò. Che non esce giochiamo. di Natale, vediamo No, veramente. Vediamo se c'è Zecco. No, Esce Guilherme che aveva avuto dei problemi. Bene. Anche perché sarebbe stato Ci fermiamo perché poi abbiamo 50 minuti tutti belli diritti Esatto, filati. quindi una piccola ricarica prima di riprendere. Ricarica, cos'hai tu? Wind Team? Io il pacchetto. Ci vediamo tra poco e salutiamo Jess e Fabio. Andate via o state ancora qua? No, andiamo. Via. Andiamo. Grazie a Jess e Grazie. Fabio. Grazie a tutto il pubblico, a Gip, Grazie GP. Grazie. L'uomo, la donna, Paolo Miotto, stile italiano, Miotto donna, tutto l'abbigliamento e gli accessori di moda per passare le feste con il massimo dello stile e fino a Natale su tutto l'abbigliamento lo sconto del 25%. Paolo Miotto, stile italiano, Miotto donna, ad Azzano X, sempre aperti. Natale in città, a Pordenone, in piazza 20 settembre, le casette di Pordenone, il mercatino di Natale, un percorso enogastronomico dove gustare specialità tipiche e poi oggettistica, accessori, idee regalo, le casette di Pordenone, fino al 6 gennaio, la festa più bella dell'anno. Dal 10 dicembre e solo per poche settimane, fatti un regalo o fatti regalare. Pelliceria Dalla Libera, per la prima volta, liquida tutto per rinnovo locali. Sconti fino al 70% su gran parte della merce esposta. Pellicce, montoni e capi in tessuto imbottito. Servizio di rimesse a modello, pulitura e custodia. Pelliceria Dalla Libera. A Rauscedo, a pochi chilometri da Pordenone, sulla strada provinciale in via Belvedere, il mobilificio Lenarduzzi effettua una grande svendita a realizzo con sconti fino al 50% su tutta la merce esposta, fino a esaurimento scorte. Dai soggiorni alle cucine, dai divani alle camere da letto e in tutti gli stili, arte povera, classico e moderno. Mobilificio Lenarduzzi, da 50 anni sul mercato, per te e con te. Approfittane. La passione per la buona cucina, la cura dei dettagli, la freschezza dei prodotti scelti. Ristorante Adriatico, ogni giorno il meglio in tavola per soddisfare i palati più raffinati. Ideale per pranzi e cene aziendali, grandi compagnie, ricorrenze e anche con eventi speciali. Ristorante Adriatico, il meglio per voi. Le
feste in un'atmosfera unica. In piazza a San Vito al Tagliamento, antico caffè Bottegone, gli aperitivi per festeggiare tutti insieme, le colazioni dalle 6 del mattino, le grandi serate, antico caffè Bottegone. A Capodanno il cenone di fine anno con menù a buffet, DJ set e tante sorprese. Antico caffè Bottegone, in piazza a San Vito al Tagliamento. È proprio il posto giusto! New Risto Pizza, il posto giusto per mangiare di gusto. Una varietà incredibile di pizze cotte nel forno a legna, con un mix di farine unico. La vera burrata pugliese, le squisite grigliate e le costate di carne e piatti favolosi. New Risto Pizza, il posto giusto. La colazione, il brunch, tutti i giornali e i servizi online, ricariche telefoniche, pagamenti delle bollette, Caffè Nogaredo. Ogni giorno dalle 6 di mattina vi aspettiamo con tanti servizi per voi. Caffè Nogaredo, la sede del Pordenone Fan Club. Ogni partita del Pordenone in trasferta in diretta sul mega schermo. Caffè Nogaredo, passate a trovarci. Ragazzi, per i regali quest'anno facciamo un giro alla plastica. Eh sì, la plastica per il vostro Natale. Tutti gli addobbi più belli con gli sconti dal 20 al 50%. E poi giocattoli, peluche, Lego, automobili e tantissimi articoli per fare felici tutti, grandi e piccini. Fate come Babbo Natale, la plastica per il vostro Natale più bello. Dall'alba a notte fonda c'è solo un indirizzo: Caffè Barocco Revolution, dalle 6:30 del mattino per la colazione con il caffè a soli 60 centesimi e poi il pranzo completo convenientissimo. Caffè Barocco Revolution e tante serate per cacciare via la noia. Caffè Barocco Revolution. Gli aperitivi con uno splendido buffet offerto, il pranzo con ottimi piatti tipici pugliesi, venerdì e sabato piano bar e jam session e l'Isola Felice, una grande atmosfera per trascorrere serate di musica e divertimento, con una grande selezione di vini e birre. L'Isola Felice, felici da noi. Quest'anno per le feste voi pensate a divertirvi, a cucinare ci pensiamo noi. Al Buon Gustaio abbiamo preparato un menù di Natale squisito, secondo tradizione, antipasti, primi, secondi, contorni, un Natale straordinario. E per Capodanno 2 menù completi. Al Buon Gustaio. Cortesia, competitività, convenienza. Phone Center, centro Vodafone. Prova Vodafone a casa. Tutto incluso per 3 mesi a soli €39,90. Vieni a prendere l'offerta personalizzata nel negozio sotto casa. Phone Center. Tutte le novità degli smartphone. Phone Center. Le migliori offerte Vodafone per te. La cerveseria, ma che birreria! È la cerveseria! Squisite specialità, tanti tipi di birra per i gusti più esigenti. La cerveseria. Un'atmosfera accogliente, un ambiente curato dove gustare piatti di pesce ed un'ampia scelta di carni nazionali, cotte anche sulla nuovissima griglia a vista. Ristorante Pizzeria Alisei. E per gli amanti della pizza tante specialità cotte nel forno a legna e anche con impasto al camu. Ristorante Pizzeria Alisei, sempre aperto tutto l'anno. Buon pomeriggio, l'altra domenica lo sport Triveneto e non solo, per voi in poltrona. Il risultato a Udine non è cambiato, siamo al 18° della ripresa e il Verona conduce sempre per 2-1 sull'Udinese. Allora, come può vedere caro Rosario Padovano, che si è lamentato della mia cravatta, io almeno ho un nodo da non sciogliere, vedi? Ecco. E sono l'unico, Giovanni lo sa, che sono riuscito a farmi un nodo in diretta mentre stavo parlando. È vero, questo è vero. Nel 3-0 e palla al centro. A Udine cosa succede, Omar? No, niente di che, cioè, purtroppo fino adesso sta giocando il Verona, l'Udinese è entrato intanto Terò, come abbiamo detto prima dell'intervallo, dunque un modulo a 2 punte più Bruno Fernandes
trequartista, però quello che conta è che la minestra non cambia, il Verona sta mettendo sotto l'Udinese, è andato vicinissimo anche al terzo gol e purtroppo, secondo il mio punto di vista, si è dimostrato che la vittoria di San Siro è stata soltanto un'illusione ottica. È quello che ho detto a Casarsa io, nel secondo è tempo, stato quello, la cosa bella di Chiara. Io avevo scritto, scusa, poi ti lascio, Prego. se l'Udinese giocava come nel secondo tempo a Milano, bene, se giocava come il primo, purtroppo la dimostrazione è oggi. Allora, abbiamo in collegamento Gemma? Martina Forgerini per il Benissimo, rugby. vediamo come è finito il rugby, se è andata meglio che all'Udinese. Prego Martina. Grazie Giovanni, oggi giornata molto positiva per la Rugby Udine, la partita si è conclusa 40-0 per l'Udine, risultato proprio straordinario, soprattutto perché oggi abbiamo giocato contro la prima in classifica. Esatto. Il secondo tempo l'Udine è riuscito ad esprimersi al meglio, adesso sono di nuovo qua con Pier Giorgio Grizzo che farà un ultimo commento tecnico. Perfetto, allora, grazie a Martina, naturalmente complimenti alla Rugby Udine che tiene alta la bandiera di Udine contrariamente in questo momento all'Udinese, ma non è finita. Prego Pier Giorgio. Giovanni, che dire, 40-0 alla capolista è un risultato che si commenta da solo. Sì. Comunque veramente una Rugby Udine straordinaria, una linea di tre quarti straordinaria con un giocatore straordinario che si chiama Mattia Danna che ha segnato anche una tripletta. Adesso il presidente Ferrarin è già scappato perché ci deve offrire da bere a me a Turin e ha tutta una sfilza di ex giocatori che non vengono mai a vedere le partite e evidentemente abbiamo portato bene. Sì. E quindi adesso largo al terzo tempo, insomma. Sì. Allora c'è una persona che ti vuole salutare dallo studio. Ciao Pier Sì, Giorgio. immagino. Ciao Eva, ci vediamo dopo. Ci vediamo dopo. Tu sai dove? Al Morenita. Pier Giorgio? Ok, sì. Ma allora, visto che il terzo tempo lo fai lì al Rugby Stadium, hai istituito una nuova cosa, c'è il quarto tempo più tardi a Morenita? Esatto, sì, terzo tempo qua in casetta al Rugby Stadium, quarto tempo al Morenita. Bene, bene. E siete invitati tutti ovviamente. Perfetto, grazie mille, grazie per Ok. l'indirizzo. Ricordiamo il Morenita qui in Corte Smeralda dove potete trovare la Eva a partire più o meno dalle 17:30, è veramente una bella situazione divertente. Tanto si è rotto Domizzi. E allegra. Domizzi a terra dolorante. Gemma. Sì, abbiamo Pier Giorgio Gritti. Sì. Abbiamo Pier Antonio Stella da scusami, Sacile. Dove inviati? E allora, via Pier Antonio, eccoci qua. Sì, allora Giovanni, finita qui allo stadio 25 aprile, Sacilese che batte per cui la Clodiense 1-0 grazie al gol di Sottovia dopo un quarto d'ora del secondo tempo. Vittoria importantissima per i biancorossi che, come dicevo, si portano a 3 punti solamente dal terzo posto occupato dal Belluno. Curiosità ovviamente da prendere con le pinze, quando mancavano 5 minuti alla fine, sostituzione di Beccaro, applausi da parte del pubblico e saluto da parte dell'attaccante biancorosso che sta un po' da addio ai colori biancorossi. Ovviamente staremo a vedere nei prossimi giorni se questa sensazione si concreterà, ovvero con il passaggio dell'attaccante al Padova, come comunque riportano più voci. Molto sportivo come al solito il pubblico di Sacile, no? Che l'ha applaudito. Sì. Nonostante L'ha applaudito e il giocatore appunto ha risposto con ampi cenni di saluto che, ripeto, hanno dato questa sensazione di essere un saluto alla tifoseria biancorossa. Però, ripeto, aspettiamo poi i primi giorni della settimana entrante per vedere se in effetti questo affare andrà in porto. Allora, Pier Antonio, ti tengo in linea perché oltre a essere molto felici per la vittoria sacilese, arriva finalmente una vittoria della Triestina che in questo momento è andata in vantaggio col Mori Santo Stefano. La partita è finita. Partita finita, quindi Finita Mori Santo Stefano 1, rigore di 2. Rocco. Rigore di Rocco, che porti bene questo nome. 2-1, speriamo. Speriamo questo nome È la porti prima bene. vittoria della Triestina dopo 15 partite. Mamma mia, incredibile. cosa. E per assurdo siamo in zona play out, nel senso che sì. la Triestina ha 10 punti. 10 punti. E abbiamo 2 o 3, no, abbiamo raggiunto il CRAS. Il CRAS, esatto. Se non ricordo male, adesso non ricordo la classifica. Ecco, Sabino finalmente ha provato il suo anno. Succede di tutto in studio. Mamma mia. Non posso fare niente, non posso fare niente che attiro l'attenzione. No, volevo dire, Domizzi si è ripreso, niente di che, insomma. Io speravo che ci raccontassi qualcos'altro. Sì, ma dai, cioè, basta col raccontaci calcio. qualcos'altro. Presti la cartella, grazie. Certo, vuoi anche la penna? No, che adesso le serve. Allora Antonello, io a questo punto prendo il tuo posto. Benissimo. E col tablet,
Allora io a questo punto finalmente mi siedo, dopo quante trasmissioni, per la prima volta mi siedo a fianco a una bellissima donna. Ecco. Questa è l'altra domenica. Allora, Quindi l'unico che rimane in piedi sei è il tu, sottoscritto, esatto. è come il gioco delle sedie. E adesso devi fare la valletta. Quindi io devi fare la parte di Eva, non la mia. Se vuoi i tacchi, Háblame d'amor, Mariuto, la mia vita Visto che parliamo di... Grazie. Visto che parliamo di Háblame d'amor, sì. attenzione, mamma mia, pericolo scampato. A Udine il Verona veramente ficcante. Si può dire ficcante a quest'ora? Non lo so. Sì. Attenzione, aspettate. Diciamo che in questa trasmissione è pericoloso, ma va bene. spagnolo? È una, sì. No, dicevo, vedo particolarmente basita la nostra Alice, perché non so se l'avessero informata in che banda di matti sarebbe finita. No, ma Alice. più che altro i genitori che sono Ma secondo me si stanno preoccupati. divertendo i genitori, è lei che è un po' basita. Sono loro preoccupati, a dire la verità, perché dicono ok, ma mia figlia, nostra figlia è al sicuro? Vabbè, sono loro lì, Sì. poi comunque siamo in diretta. So per certo che ci guarda sempre la polizia e i carabinieri, ci guardano sempre, quindi siamo a posto. No, dicevo, Alice, raccontaci di questa esperienza che hai fatto, appunto, vincendo questa fascia molto importante. Dai la cartina a Eva, perché le cose su Alice io vado a braccio, le cose su Alice le sa la Eva, non le so io. Raccontaci un po' così in generale, poi la Eva ti fa qualche domanda. Se dalla regia ci mandate anche i contributi che riguardano la splendida Alice. Allora, l'esperienza che ho fatto anche vincendo il primo posto di finale regionale, accedendo alla finale nazionale in crociera, è stata un'esperienza fantastica. Non me lo sarei mai aspettato, anche perché ho iniziato questo percorso da poco, da luglio. E il primo concorso proprio che ho fatto è stato Miss Blue Mare. E mi ricordo che ero con mia mamma, sono andata a parlare con la ragazza che lavora in agenzia, Cinzia, che saluto tantissimo e ringrazio. Ricordiamo Modica Agenzia. Modica Hostess, l'agenzia. Modica Hostess, esatto. Sono andata lì per informarmi, per iniziare, diciamo, questo percorso nell'ambito della moda e dello spettacolo, e lei mi propose come primo concorso proprio Miss Blue Mare. E ci informò a me e mia mamma che chi avrebbe vinto la finale regionale sarebbe andato in crociera. Mia mamma, poco fiduciosa, anche poco speranzosa, mi disse chissà, in crociera, non ci andrai mai. giornalista. E invece poi chi l'avrebbe mai detto che sono più finita io. Ecco. Ma era una crociera aperta a tutti o eravate solamente voi finaliste di questo? No, era aperta a tutti, sì. Ecco perché la mamma diceva così. Sì. Eva. Senti una cosa, volevo chiederti. Allora, tu hai detto che hai raggiunto diversi traguardi, Sì. vorresti continuare? Quali sono le tue ambizioni future? Allora, come ambizioni sicuramente mi piacerebbe continuare nel mondo della moda e dello spettacolo, perché mi ha sempre affascinato fin da piccola, che avevo 5-6 anni, guardavo Miss Italia quando veniva ancora trasmesso sulla Rai. Salso E mi è Maggiore sempre- Terme. È sempre un mondo che mi ha affascinato, mi piacerebbe molto continuare in questo ambito. Senti, cioè, hai qualche consiglio da dare? Cioè, come affronti una delusione? Cioè, come ipotizzi? Nel senso, c'è la vincita, però Sì. qualora non dovesse andare bene, qual è il tuo motto? Il mio motto è siamo chi siamo, cioè indipendentemente da quante fasce si vince o quanto puoi vincere, bisogna rimanere sempre se stessi. Cioè io sono Bravissima. Alice e anche se sono la prima regionale di questo concorso rimango sempre io. Bravissima. No, stavo guardando il copione di Eva, no? Che è scritto in spagnolo. Chi è che ha fatto la traduzione in spagnolo? La redazione di Pordenone, sono bravissimi. No, è stato Giovanni che di sera, quando il tasso alcolico è di un certo tipo, Parla in spagnolo. tutte le lingue, diciamo le cose come stanno. Parla tutte le lingue. Ma senti, oltre a essere bella, lei avrà anche altre doti, immagino, certamente. Cosa fai nella vita? Studi? Di che cosa Studio, sì, frequento il quarto anno all'istituto Giacomo Cecconi a Udine con indirizzo odontotecnico. Il prossimo anno la maturità? Sì, il prossimo anno la maturità. Bene, bene. Con indirizzo odontotecnico, però in futuro mi piacerebbe provare a diventare chirurgo. Bene, addirittura. Che miseria. Complimenti. Beh, quando tu diventerai chirurgo, io penso che avrò l'età per essere operato da te. Ritorno in trasmissione. Qui ci sarà già la fila, credo, adesso. C'è già chi si prenota. Vorrei anch'io cambiare sesso. Sono aperte le prenotazioni? Ecco. No, perché insomma, trovarsi un medico così, io sinceramente personalmente ho avuto sempre la fortuna di non visitare per cose mie gli ospedali, purtroppo per
parenti li ho visitati spesso, difficile trovare medici come te, senza nulla togliere che sono bravissimi, però sei un medico anche molto bella, oltre che essere molto brava, no? Gemma! Buongiorno. No, stavo leggendo un messaggio che è arrivato che fa delle critiche a chi è in maniche corte, dicendo che siamo in TV, non in osteria. Ma vabbè. Ma questo forse, forse si sbaglia. Si sbaglia. Ha sbagliato televisione, perché qua in realtà è una specie di salotto, osteria e quant'altro. E c'è anche una signora che salutiamo, una fan del Tamai, che mi ha detto di dire al nostro Maurizio che non deve usare certe parole, ma io ho già detto alla signora che Maurizio Mazzone non ce l'aveva col Tamai, con gli arbitri un pochino sì. Ecco. Allora, comunque abbiamo in collegamento, per sdrammatizzare un pochino, prima Antonello Gherardi ha detto che tu quando raggiungi un certo tasso alcolico cominci ad essere così un po' più brillante. No, so parlare diverse lingue che normalmente non le conosco. Questo sicuro, ma lingue che non conoscono neanche chi le ha inventate, Questa è una penso. nota un po' di tutti i friulani, però secondo me. Che bella terra che è il Friuli, cavolo. Abbiamo in collegamento. Bravo. Però, anche in Guarani, lo sai cos'è il Guarani? Attenzione, prima del collegamento, incredibile. Dopo ti racconto. L'Alto Vicentino perde in casa proprio alla fine col Giorgione, quindi Giorgione 1, Alto Vicentino 0 e quindi i biancoscudati prendono il largo in testa alla classifica di Serie D. Prego Gemma col collegamento. Sì, dicevo, il Monfalcone era partito un po' malino, però fortunatamente si è ripreso, è finita la partita e lì stanno già festeggiando Monfalcone, giustamente, vero Robby? Assolutamente sì. Ecco, ascolta allora, a parte le castagne, cosa offre questo pomeriggio il chiosco super fornito? Malvasia ha detto. Super fornito mi sembra non sia tanto fornito oggi. Ma dai! Stavo guardando quella solita griglia e cose del genere, ecco, no? Non c'è niente di particolarmente prelibato oggi, ecco. Ci stiamo tenendo per le feste. Per le feste. Dunque allora, missione portata a termine, insieme a Gianni Smuzzane avete preso il largo in questa eccellenza dopo il girone d'andata, voi lo chiudete, vado a memoria, con 41 punti e avete a 38, no, voi a 40? 40 punti 40 noi punti voi e 38 il Ciarlins, esatto, sì. Esatto, si sta una partita difficile come previsto, perché Cordenone è una bella squadra, squadra esperta. Mi sento male però. Voi mi sentite? Ti sentiamo bene. Sì. Cosa hai bevuto? No, niente. Guarda, neanche tra il primo e il secondo tempo. Sono rimasto in tribuna più vicino al presidente a parlare un po' di tutto, ecco. Niente, è stata una partita sofferta, alla fine direi anche meritatamente vinta, però molto sofferta. Come vi dicevo prima, il Cordenone per poco non ha raddoppiato subito dopo l'1-0. Dopo abbiamo fatto un po' di fatica per recuperare, pareggiato 1-1, nel secondo tempo molto combattuta, molto nervosa come partita, però alla fine Tomica sul passaggio di Rodeas ha fatto un bellissimo gol. Abbiamo rischiato di triplicare verso la fine, sempre con Tomica, con un gran tiro da fuori. Che dire, sofferta, però siamo contenti. Vi auguriamo da tutto Monfalcone, tutto lo staff, i giocatori e la società, tanti auguri. Ma guarda che ci sentiamo domenica noi, sì. Oh. Perché? Perché non c'è campionato domenica? No, fermo? No, è fermo adesso, noi abbiamo finito. Scusami, sì, la redazione di Pordenone mi informa male. Sì. Ma niente, ci possiamo sentire lo stesso comunque. Assolutamente, così ci racconti dove sei e cosa fai, no? Per Natale. Molto probabilmente starò sul posto di lavoro, molto probabilmente. Comunque va bene. Va bene. Vi comunico i ritardi degli aerei, se ci sono. Ecco, anche quello può essere interessante, sì. Anche perché ultimamente c'è qualche polemica, no? Sull'aeroporto di Venezia Giulia. Più di qualche polemica, anche giusta forse. Anche giusta, va bene. Ma qua sai che qua non facciamo polemiche, no? Quindi assolutamente. Si scherza e basta. Perfetto, grazie a Roby. Allora comunque appuntamento a domenica prossima, anche se appunto l'eccellenza si ferma. Grazie mille. Per gli auguri domenica. Certo, ci facciamo gli auguri. Grazie mille, grazie. Allora, riassunto delle 2 giornate appunto di eccellenza Serie D, tutti finali, incredibile, dicevo, proprio all'ultimo momento
il Giorgione è andato a vincere con l'Alto Vicentino e dunque Serie D 15ª giornata, Alto Vicentino Giorgione 0-1, Cras Repen Bianco Scudati 1-3, Legnago Draw 1-1, Montebelluna Arzichiampo 2-2, Mori Santo Stefano Triestina 1-2, Sacilese Clodiense 1-0, Tamai Fontana Fredda 1-2, Union Pro Mezzocorona 0-1 e giocata ieri la Fenadora Belluno 1-1. Per quanto riguarda invece gli eccellenza, ecco i finali della 15ª giornata, ultima appunto del girone d'andata, come d'altra parte la Serie D. Chionsi ISM Gradisco 1-0, Gemonese Oltre 2-0, Lumignaco Sanvitese 1-1, Manzanese Tolmezzo 1-2, Torre Charlis Muzzane 0-1, Tricesimo Vesna 1-0, Monfalcone Cordenos 2-1, Virtus Corno Zaule 4-0. Questi dunque i finali che naturalmente ribadiremo più tardi. Omar invece in Serie A. Sì, allora siamo esattamente a poco più di 10 minuti dal termine, l'Udinese è sempre sotto con il Verona per 2-1, ci sono stati alcuni cambi nelle file friulane, è entrato Terò e Evangelista e Cone in modo tale da dare peso, come si dice, alla manovra d'attacco friulana, ma al momento queste tre mosse tattiche non stanno dando i risultati, anzi il Verona si sta facendo sempre più pericoloso e vicino al terzo gol. Nelle altre partite il Genoa è sempre sotto con la Roma in casa per 1-0 e Parma contro, abbiamo detto, Cagliari 0-0. Parma Cagliari 0-0. Dunque, io farei adesso dare spazio a un servizio che ho girato ieri. Ieri mi hanno invitato gli amici del Golf Club Castello di Aviano e per parlarci un po' dell'attività che si è conclusa proprio con ieri con un bellissimo torneo con un sacco di gente, di golfisti, proprio un bel clima proprio familiare. E siamo andati a fare queste riprese e abbiamo intervistato il presidente Antoniolli, molto simpatico come servizio, e vedrete che bello che è il Golf Club Castel d'Aviano, che avremo anche prossimamente qua con noi in studio, appunto, gli amici del golf. Prego regia. Eccoci, bene. Abbiamo anche il canterino, vieni qua canterino, vieni. Golf Club di Aviano col presidente Antoniolli e il canterino si chiama Marco Chies. Buon pomeriggio, buongiorno, oggi è sabato mattina. Allora, presidente, l'attività di questo bellissimo Golf Club di Aviano? Beh, l'attività oggi si conclude la stagione 2014, ma oggi c'è un grande fermento in questa giornata perché presentiamo tutto un nuovo programma che si svolgerà dal 2015 in poi. Questa sera c'è una cena molto importante, siamo molto contenti perché c'è una grande partecipazione e per la prima volta abbiamo la sala piena ed è una situazione che è frutto dell'entusiasmo che abbiamo portato con queste nuove iniziative. Ci sono dei grandi cambiamenti che non posso anticiparle, ma che saranno discussi e presentati questa sera e che credo possano dare una serenità all'associazione sportiva Golf Club Castellaviano che in passato non abbiamo avuto. Abbiamo tanti giovani e lui è uno di quelli di quest'anno che è più partecipe. L'obiettivo di questo club è stare bene insieme, vogliamo stare bene insieme, vogliamo che la gente venga qua per passare del tempo in un ambiente che credo che sia piacevole, esatto. E la partecipazione di oggi e della cena di stasera, ribadisco, è frutto di questa serenità o di nuova serenità che c'è in questo club. Come mai hai scelto il golf come sport? Una bella domanda. Niente, mi sono appassionato 6 mesi fa, così per caso, avendo giocato a tennis, eccetera, e mi riesce bene? Abbastanza bene. Lui devo dire che è venuto cercando una sponda per ampliare le sue conoscenze femminili. Nella realtà noi l'abbiamo portato nel nostro club sperando che ci porti le sue conoscenze femminili. Condivido, esatto. Il nostro club erano quelle le sorprese per il prossimo anno. Bellissimo. Ecco, detto questo, abbiamo una cosa che mi piace dire oggi è che da gennaio in avanti avremo un open day tutti i mesi aperto a tutti i neofiti per far conoscere la nostra struttura, e in queste occasioni faremo vedere il campo, faremo provare, perché vogliamo trasmettere un segnale nuovo. Il golf è uno sport per tutti. È uno sport che noi con questa struttura vogliamo veramente che sia accessibile a tutti,
e abbiamo molte iniziative per i neofiti. Quindi dal prossimo anno ogni mese ci sarà questo Open Day, diciamo. Esatto, assolutamente sì, e sarà una giornata dedicata esclusivamente a tutti coloro che vogliono venire a provare e vedere la struttura. Sarà una bella giornata perché saranno seguiti dai professionisti, dai nostri 2 maestri, ci sarà un'accoglienza del circolo, verranno portati nel percorso, vedere anche il percorso per camminare, non solo per giocare, perché abbiamo un parco storico che va valorizzato, lo stiamo valorizzando e vogliamo che la gente abbia piacere di venire qui. Rifaccendoci quello di prima, c'è novità del prossimo anno? No, com'è la partecipazione femminile a questo gioco? Scarsa. Quindi lì alla telecamera visto che sei un bel ragazzo, fai un appello. Cosa gli dico? Non venite al golf, vengo io a casa vostra. Abbiamo comprato un pulmino apposta perché così lui passa da casa a casa a raccogliere. Non sarebbe male un servizio a domicilio. Anche perché il pulmino poi è largo, no? Quando li riporti a casa. Esatto. Perfetto, grazie Presidente, grazie. E adesso vediamo cosa succede qui al Castel di Aviano, appunto al Golf Club. Ci vediamo adesso. Tra poco. Arrivederci. Hai bucato. Cazzo. Forse ce la facciamo. Ecco signori, adesso parliamo per 2 secondi di cultura. Ecco signori, parliamo di cultura. Parliamo di Prego, cultura. Eva. Sì. Perché prima ti hanno dato del poliglotta, in quando No, bevi... dell'ubriacone, che è un po' diverso no, del Ma poliglotta. dai, io sto cercando di salvarti. E quindi io vi racconto una cosa interessante, una cosa che non sapete di sicuro. Allora, in Sud America, in Paraguay, è sopravvissuta una lingua precolombiana che si chiama il Guaraní. Che non c'entra niente con Il Guaraní, il Guaraní non c'entra niente. Guaraná non Ma c'entra. adesso io vi dico una cosa. Perché ti aiuta. Adesso io vi dico che si collega con il calcio in parte. Allora, Embojasa Sheve Bacapipopò, ok? Significa? Si può dire a sta ora? Questa mi piace. Torna a ripetere. Embojasa Sheve Bacapipopò significa passatemi questa palla. Però. Signore. Quindi... Cosa tocca sentire? Gemma? Io so, lei si addormenta, ha una certa età, quando non ha più i collegamenti, lei si addormenta. No, non sono addormentata, stavamo preparando una cosa per la finale, per il finale. Per il cosa finale, vuoi? sì. Cosa c'è? No, così. Giusto per rompere un po', eri Non lì hai tranquillo. sentito che bello com'era? Torna di... Embojasa Sheve Bacapipopò. No, In allora- bocca a Sasha è bello, Scusa. In ma queste cose non dirmele. In bocca a Sasha è bello. Queste cose È qui no. gelosa, è gelosa Gemma. È gelosa di me. Lo so. No, io sono gelosa di Eva. No, di me sei gelosa, sappiamo. L'hai dichiarato prima in televisione, bella dai. prestazione. Non nasconderti dietro il dito, dietro il microfono. Allora, anzi. al posto dell'acqua che hai dovuto essere Terò intanto è andato vicino al gol del pareggio. Ecco. Si era girato molto bene, però è stato molto bravo Benussi di piede a respingere la conclusione del centravanti francese. Ripetiamo, mancano 3 minuti, poco più di 3 minuti più recupero al termine della partita. L'Udinese è sempre sotto con il Verona per 2-1, mentre l'altra nostra partita è in schedina, Genoa-Roma. La Roma conduce sempre 1-0 a Marassi. Ricordiamo però che il Genoa è E i 10 uomini dal 30° quindi. del primo tempo. Alice, hai qualche appuntamento già fissato per le prossime... Ti sembra la tua età fargli queste domande? Ma no, con me, che dicevo a livello professionale, qualche appuntamento, qualche sfilata, qualche nuovo concorso, qualche cosa con la Cinzia o con qualche altra agenzia? Sì, è sempre un'agenzia di Cinzia che si occupa di un altro concorso che è Miss Alpeadria International. Sì. E questo martedì abbiamo la finale nazionale a Padova. A Padova? Quindi sì. Dove siete a Padova? Così se magari, siccome ci guardano anche dal Veneto. Canale Italia registrato in diretta. Sì, e il locale? Non lo so. Benissimo, è bello perché non sa dove deve andare a fare il concorso. Mancano ancora 2 giorni. No, vanno direttamente In televisione. sì, Bello, gli amici di Padova di Canale Italia, direttamente negli studi che sono, mi sembra, in zona A industriale. Rubano. A Ruba. Dove sono? A Rubano. A Rubano. È il paese degli Juventini. No, perché non cambiamo avevo- l'accento. non te lo dico avevo perché io dubbi. ho collaborato. È come qua si Però, della Gemma, guarda, cambia dico- accento a Rubano. Visto cosa
sono juventino, adesso c'è una punizione di Natale. No, volevo dire, so perché ci ho lavorato qualche anno con loro, dunque lavoravo lì, dunque so. Allora, sono juventino, sono triestino e spero che di Natale segni. Anch'io spero perché Dai, a Natale sarebbe una- bello che di Natale ci facesse un altro gol. Vediamo la punizione e la piastrale di Natale. Se vuoi 16 metri, vediamo la conclusione di Natale, il tiro sulla barriera. Peccato. Benussi Però prende attenzione, la tutti palla alzano le senza mani, problemi. volevano un fallo di mani forse? Che non c'era. Non c'era, perché mi sembra con la testa. No, anche di Natale, hai visto, ha alzato il braccio. Rischiosissima l'uscita di Carnezis, però se la cava. Da libero aggiunto. Allora io farei un qualcosa per ravvivare l'atmosfera, visto che c'è la tristezza dell'Udinese, anche se ci sono tante belle notizie, la vittoria della Triestina, della Sacilese. Di Natale ti puoi dare di più. Grande, Vedi che poi andando con lo zoppo si impara a zoppicare. Aspetta, non abbiamo chiesto a Alice, sai cantare? No. Sei sicura di non saper cantare? Sicura? Neanche una Aspetta che chiediamo alla mamma. No. Sa cantare? No. Ma la mamma e il papà sanno Ma cantare? il papà sa cantare? Sei stonata? Sì, sono stonata. Io invece pensavo di Natale, per Natale, di fare un brano che parla di pace, un brano che ci canterà Marta Finalmente la vediamo in tutto il suo splendore. e che dopo questo passaggio di cavo, Il famoso passaggio di cavo che in tutti gli studi delle migliori televisioni si vedono, i passaggi di cavo. il pianista lo dà sempre in mano alla cantante. Benissimo, il microfono, è il perfetta microfono. Questa perché Udine si è acceso un parapiglia finale, un attimo, un c'è una bella parapiglia zuffa. finale, Alan è stato comunque ammonito. E c'è uno per terra No, dell'Udinese. è Alan che è stato comunque ammonito, c'è un po' di parapiglia in questa fase finale, l'arbitro sta scodellando cartellini gialli a raffica, non abbiamo che avevo capito detto bene di cosa è Natale successo. puoi dare di più, Abbiamo qua se le stanno Crosby. dando. Beh, il fallo è stato, l'entrata è stata brutta entrata da particolarmente... parte di un giocatore del Verona. Balotti. No, secondo di me Balotti. questo è rosso diretto. Sì, eh. poteva Sì, questo starci è rosso. sicuramente rosso. Qua è la stortura del sistema, no? piede a Vengono martello. interpretati E poi vediamo, La gli è reazione andata, sbagliata. poi gli è andata anche bene perché a questo punto era l'altro da cacciare fuori per il fallo. questo è l'arbitro che poi perde secondo me il controllo. Comunque della ha ammonito situazione. Valotti, però E anche Alla. Sì. Erano tutti e due da rosso, uno per parla intanto ferma. C'è troppa confusione in campo, soprattutto nelle file dell'Udinese. E si potrebbe fare a questo punto una bellissima canzone dei ricchi e poveri che 5 faceva... minuti di recupero intanto. Esatto. E questo Sono vicino, non stringiamo nulla. Gibi, posso avere il Babbo Natale per questa canzone che Assolutamente, canta te lo porto Marta? subito. Ti Posso ringrazio. dedicare questa canzone a due miei amici che ci stanno Però seguendo in aspetta. questo momento? No, scusate, possiamo prima far Ammonito ascoltare anche il di Babbo Natale. Sì. Per protesta. Eccoci. Scusate, ma se ne sta andando il primo minuto dei 5 a Udine, è stato ammonito anche di Natale, il gioco è fermo da almeno 2 minuti per anche questo di benedetto Natale. calcio di punizione che l'arbitro sta cercando di far battere. 5 minuti da adesso, 5 minuti da Da adesso, adesso. dunque sarà un ulteriore minuto supplementare a disposizione. La Cioè, palla è sulla 3/4 di campo, siamo tutti fermi. Finisce la vigilia, insomma. Sì, Speriamo che probabilmente cominci, sì. battono sta benedetta punizione. Possiamo dedicare questa canzone a due miei amici che ci stanno seguendo in diretta in questo momento, che sono Sergio e Maura. Sergio è un cantante, oltretutto, della vecchia guardia, quelli degli anni 70. Un diversamente giovane. Un diversamente giovane. E, insomma, questa canzone che Savino e Marta e Bruno adesso andranno a Posso, ascoltare. Gibi? Vado? Assolutamente, prego. Posso, Sergio, ciao Maura. Imagine there's no heaven. It's easy if you try. No hell below above us only sky.
il clima natalizio che a Udine purtroppo Ora, ormai... 20 secondi al termine, c'è tanta confusione in campo, soprattutto nelle file dell'Udinese. Adesso c'è il Verona che si prospetta, anzi proietta in avanti con un'azione di contropiede. Attenzione. Vediamo cosa succede, va sul fondo, potrebbe anche portarselo sulla bandierina, no, Mamma mia, cosa si è mangiato? Infelice tirare di sinistro. Per poco Fares, che è un terzino di fascia, si è involato da solo e per poco non fa il 3-1. Se calciava di destro, calciava di destro, trovava l'angolino giusto. Comunque già- tanta confusione, fischia l'arbitro dovrebbe aver No, ancora un minuto. ancora un minuto. Sì, erano 5 minuti di Allora, di seguiamo perché l'Udinese, questo se assalto fosse finale. l'ultimo assalto che va completamente a vuoto, non si capisce. Ecco la fine. No, rimessa laterale a favore del Verona, dovrebbero ormai mancare pochissimi secondi, forse l'arbitro ha dato un ulteriore minuto di recupero per il È tempo bello che perso. un giocatore del Verona prende il polso dell'arbitro e segna l'orologio. Se io non l'arbitro questo è- un rosso diretto, questo è- mancanza di finita rispetto Udine. e infatti Finita fischia Udine. l'arbitro. Continuo a sostenere che la qualità degli arbitri Incredibile. è scesa notevolmente. Allora voglio fare un piccolo, se mi è consentito, telegramma di cronaca. L'Udinese quest'oggi ritorna coi piedi per terra dopo la vittoria di San Siro, rocambolesca, anche grazie alle defiance dell'Inter, ritorna coi piedi per terra. È una squadra che sta facendo troppa confusione, se non c'è Di Natale qui sono veramente volatili per diabetici, perché è l'unico che si dà da fare e fa gol, tutto il resto è un disastro. Il Verona è riuscito, grazie al suo carattere, attenzione perché Mandolini oggi era a rischio panchina, perché se perdeva era già pronto Guidolin a subentrargli nella guida tecnica dei gialloblu. Forse in settimana qualcuno ha esaltato troppo, oppure la mediacità nazionale ha spinto troppi entusiasmi facili. Sta di fatto che l'Udinese torna, ripeto, coi piedi per terra, vinceva 1-0 grazie come sempre alle prodezze del suo eterno capitano e centravanti. Il resto, ripetiamo, c'è tanta confusione. Carnezis, può capitare a un portiere di commettere un errore, vabbè, è pacifico, può succedere anche ai più grandi. Ha un infortunio fino adesso non gli era mai capitato, ha preso questo gol sotto le gambe, ma ripeto, non è colpa sua, non è colpa nemmeno del direttore di gara, come qualcuno sicuramente comincerà poi a scrivere attraverso Twitter. Sta di fatto, cari amici vicini e lontani, tifosi dell'Udinese, rimettiamoci come si dice in questo periodo, la cenere, non tanto il sale no, ma spargiamoci il capo di cenere, bagno di umiltà. Sta di fatto che l'Udinese meritatamente esce sconfitta dallo Stadio Friuli, battuta da un Verona che ha dimostrato di avere i cocones al posto della lingua. Solo una Questo chiusura, è il mio commento. Credo, e lo dico libero da ogni riguardo, Stramaccioni è il grande problema dell'Udinese. Sono d'accordo. Io rimango di questa idea perché... Non leggere le partite. E soprattutto perché non c'è più quel progetto tattico, ognuno per conto suo. Sì, è una cosa che mi ha molto colpito. Quelle volte che ho visto l'Udinese ho visto sempre gli stessi errori. Il centrocampo che viene sistematicamente saltato. Anche perché, Antonello, voglio dire questo, stai perdendo 2-1, non sfrutti le fasce, perché io non ho visto un cross, un'azione costruita né a destra né a sinistra. Cambi tattici un po' così, qualcuno dirà ma sai, quello era infortunato eccetera. Si improvvisa, si va avanti in improvvisazione, non puoi avere la fortuna di trovare un Palacio come domenica scorsa che fa uno sciagurato retropassaggio da metà campo e ti mette la palla sul piede. Non puoi pensare di ogni domenica trovare un Inter che si disfa come neve al sole nella ripresa. Ecco, ripeto, bagno di umiltà. C'era un bel clima natalizio prima della fine della partita. Io vorrei tornare a questo clima natalizio e vedere gli auguri a tutti gli amici di Natale che sono già cominciati in televisione, esatto, dei nostri amici mega sponsor del bar Pascià. Naturalmente ringraziamo Silvano e tutto lo staff del Pascià Group. Eccoli qua gli auguri del Pascià Group. E anche quest'anno è arrivato il periodo delle feste e noi del Pascià Group vi invitiamo a trascorrere insieme a noi momenti di gioia e divertimento. Pascià a Pordenone in via Galilei. Venite a provare la nostra pizza, un impasto unico, prodotti di altissima qualità per una varietà di pizze incredibili. Una sala fumatori dove potrete anche mangiare e tutte le partite in diretta su diversi megaschermi. E per il periodo delle feste vi offriamo il nostro impareggiabile mirtillino. Pascià Azzano X,
Giovane, divertente, allegro. Ogni domenica sera l'aperitivo lungo. Buffet gratuito. I migliori DJ a rotazione. La diretta su Radio Fantasy. Pascià San Vito al Tagliamento, per vivere splendide serate con i DJ più e le migliori band. E poi la sala slot con i giochi più divertenti. Il giovedì da Leoni, il giovedì sera con la musica più bella. Il sabato sera le serate a tema per un grande sabato, in diretta su Radio Fantasy. Pascià Casarsa, con tutte le partite in diretta sui mega schermi e poi tutti i servizi, una splendida sala slot con le ultime VLT e i giochi più recenti e ottime specialità da gustare in compagnia. Le feste passatele con noi. Pascià Group e buone feste a tutti. Ecco. Attenzione, siamo qua ovviamente a fare il nostro salottino. Sai cosa facciamo adesso io e te, Eva? Dimmi, sono tutte orecchie. Tutta che? Tutte orecchie. Tutte orecchie? Perché sono femminili orecchie. Benvenuto. Pier Giorgio, prego, accomodati con noi. Visto Prego, che sei già gli qua, ultimi vieni. secondi. Gli ultimi secondi, allora. Abbiamo una new entry, signori. Adesso io ti prendo, ti porto via con me. Ti Sì? prendo e ti porto via, come diceva il vecchio Vasco. E... Prego. Vieni Pier Giorgio, benvenuta Pier Giorgio Grizzo. Meglio tardi che mai. Dallo stadio del rugby, che non è distantissimo da qua. E adesso andiamo io e te con la nostra macchina, quella velocissima, a fare un viaggetto alle casette di Natale di Pordenone. Prima mi hai detto portami, ecco adesso ci andiamo. Adesso partiamo. Vediamo, Via. vediamo dove ti porta. Facciamo 3 casette insieme. Una ciocca. Ci sto. Vediamo. Vieni che intervistiamo Giovanni. Giovanni, vieni che facciamo un'intervista. Ecco voi Gippi e andiamo. Allora, vediamo se ce la facciamo sto giro. Tieni tu. Dai, cominciamo, dai. Allora, casette di Pordenone, anzi casette di Natale in piazza 20 settembre a Pordenone, 0434 Chalet. Bravissimo. Con Fabio, il presidentissimo che fa finta di lavorare, Giorgio, ciao, grazie. E poi c'è la splendida. Mi scusi, signorina, lei è? Si faccia vedere, si chiama? Marzia. Ma la domanda sorge spontanea, perché insieme a questi due matti? Purtroppo. Sono capitata qua. Perché a Natale sei sempre più buoni e quindi li sopporti fino al 6 gennaio. E poi arriva la Befana, li prende. Basta che non diventi tu Befana. No, lo sono già. Allora, 0434 Chalet, il percorso del gusto, le specialità che possiamo gustare in questa casetta. Allora, le specialità di questa casetta sono il pastin di salsiccia, quindi fatto in maniera artigianale, speciale, bistecchini di coppacollo, anche quelle sono una caratteristica nostra che solo noi le abbiamo da queste parti. Poi facciamo il classico polente a musetta con un crème austriaco, abbiamo il salame da fare caldo alla piastra, anche quello è eccezionale. Facciamo un bellissimo piatto che potrebbe essere un misto di tutto. Ecco, sappiamo che quest'anno alle casette c'è l'abbinamento a 5 euro. In questo caso voi cosa proponete? In questo caso proponiamo un calice di vino Cabernet Franc Cantine di Rauscedo, che eccolo qua, il primo che vediamo. E un piattino assieme a della polenta calda, del musetto e del salame, quindi facciamo un piatto campagnolo, il classico. Il classico Furlanat. Il classico Furlanat, ecco. È Furlanat. Nel frattempo quest'altro sta facendo il pastin. Senti, vuoi salutare le tue fans? Saluto tutte le fans, saluto tutti i miei amici, saluto mamma, la zia e tutti gli amici. E buon Natale a tutti! Mi hanno detto che qua il 24 sera c'è Babbo Natale, in questa casetta in particolare. Dovrebbe esserci Babbo Natale, ma ce l'abbiamo. Basta mettergli i capelli, barba e baffi. Per non parlare del 6 gennaio, che in questa casetta abbiamo... Chi c'è? La Befana! Nel frattempo arrivano gli amici di Cordenons, benissimo, siamo a posto. Grazie agli amici dello 0434 Chalet. E vi aspettiamo. Ecco, vi aspettiamo qui. Ciao! Ciao! Allora, con Matteo la cucinaria di Cordenons, qui alle casette di Natale in piazza di settembre a Pordenone. Come mai da Cordenons a Pordenone?
Perché bisogna provare a cambiare, no? Quindi si conoscono tutti. Sì, bene. Senti, quali sono le specialità che offri qua in questa casetta? Abbiamo calamari fritti, baccalà e zuppa di pesce. E poi un mondo di crostini. Crostini di tutti i tipi col pesce? Quindi con tutto il tipo, ma non solo pesce, abbiamo la porchetta, abbiamo il baccalà mantecato, tra un po' arriva anche l'anguilla, oggi abbiamo le masenette. Dopo le facciamo vedere? Sì, i masenetti si vogliono. Senti una cosa Matteo, e qual è il piatto abbinato al vino a 5 euro che è di tutte le casette? Una degustazione tra baccalà, sarde o aringa in saor e baccalà mantecato. Abbinato a che vino? Abbinato a un buon Cabernet. A un buon Cabernet? Sì, un Cabernet qua fatto a Fiume Veneto. A un Cabernet di Fiume Veneto? Esatto, è una cantina che si chiama Camadresca. Fai vedere la bottiglia in camera? Esatto. Il nostro cantiniere sarà contentissimo, è un bravissimo ragazzo. Direi di sì, ecco. Perfetto, grazie Matteo, naturalmente, grazie a te. I calamari, poi vengo fuori con te. Vi aspettiamo naturalmente qui da Matteo, la cucineria, in piazza 20 settembre, le casette di Natale fino al 6 gennaio. Fino al 6 gennaio, ci divertiamo. Sì, senti, ma sei tu Babbo Natale qua il 25? No, no. Sarebbe bello però. È che c'ho la panza, ma un po' tu anche la barba. Vabbè, per la pittura di bianco. Sì, dai, una buona idea. Grazie Matteo. Ciao, bellissimo. Grazie. Ciao. Bellissimo insomma, neanche tanto, adesso voglio dire, vabbè. Eccoci. Ringrazio Gipi per il bellissimo tour turistico che mi ha fatto fare, ma siccome il tempo stringe volevo fare dei ringraziamenti velocissimamente. Ringrazio tutti i nostri ospiti che sono qua, l'ultima entrata di Pier Giorgio Grizzo e soprattutto voi che ci avete seguiti da casa. Ecco, io vorrei ringraziare tantissimo Alice che è venuta e si è prestata, grazie, un applauso a Alice, in bocca al lupo per martedì, perché insomma è una tappa importante per quella che potrebbe essere una bella carriera. Naturalmente voglio ringraziare tutti gli ospiti. Domenica prossima molto particolare, c'è un promo che va adesso di domenica prossima, lo vedrete tutta la settimana su Telepanorama della Videoregione. Ciao a tutti, a domenica 21 dicembre, ciao e grazie, ciao ciao. Sono in viaggio verso Udine, dove atterrerò domenica 21 dicembre alle 14 per la puntata speciale di Natale dell'altra domenica. Anche Babbo Natale in studio domenica 21 dicembre, la puntata natalizia con tantissimi cantanti, artisti e tutti i collegamenti con tutti i campi. Domenica 21 dicembre, l'altra domenica di Natale, ore 14.